Cari amiche, cari amici di Radio Veneto 24 e la piazza web, so che vi invidiate parecchio, vista lo scenario che è alle mie spalle. Mi trovo niente meno che al Teatro della Fenice di Venezia per l'ultima giornata del Festival delle Regioni e delle Province Autonome che quest'anno si è tenuto a Venezia. A breve partirà il panel, il dibattito, dovrebbe sì, a un minuto dovevo partire, dal titolo La governance multilivello per un coordinamento più efficace tra Stato e regioni. Sul palco, che poi vedete, spero che riusciate a vedere un po' alle mie spalle, ne discuteranno Maria Elisabetta Alberti Casellati, che è il ministro per le riforme istituzionali, Matteo Piantedosi, che è il ministro dell'Interno, Sandra Savino, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Paolo Zangrillo, ministro per la pubblica amministrazione, Vito Bardi, presidente della regione Basilicata, Arno Kopaksher, presidente della provincia autonoma di Bolzano, e Luca Zaia, presidente della regione Veneto, che abbiamo avuto l'opportunità di incontrare all'ingresso del teatro per uno scambio di battute con i giornalisti. E diciamo che il punto focale, ecco, insomma, del dibattito che c'è stato è stata l'impugnazione da parte del governo della legge elettorale del Trentino, della di provincia autonoma, chiedo scusa, di Trento, che potrebbe teoricamente andare al terzo mandato con l'attuale presidente Fugatti, ma il governo l'ha impugnato e i ministri del governo, tranne quelli della Lega, che si sono opposti, e questo ovviamente ha creato un po' un certo dibattito all'interno della maggioranza. Ma secondo Zaia non ci sono possibilità, ecco, di scontro, ecco, tra le varie componenti della maggioranza di governo. Un punto particolare, un particolare fondamentale che ci è arrivata poi la notizia nella serata di ieri: la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che avrebbe dovuto partecipare a questo festival proprio nell'ultima giornata, proprio della giornata di oggi, purtroppo per un'indisposizione personale non è riuscita a partire da Roma, quindi non sarà presente a questo evento molto sentito, che ha visto in questi giorni la partecipazione di più alti rappresentanti di livello istituzionale nell'ambito, ecco, delle autonomie locali. Tutti i presidenti delle regioni, i presidenti delle province autonome erano presenti a Venezia in questi giorni. Alle 10.55, ma ovviamente il programma si svilupperà sicuramente, ci sarà un altro talk, il sistema Italia tra mercati globali, identità territoriali. Ci sarà Raffaele Fitto in video collegamento, che è il vicepresidente della Commissione europea, e il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Frattin, Adolfo Urso, ministro delle imprese, Marco Bucci, presidente della regione Liguria, e Alessandra Todde, presidente della regione Sardegna. E poi via via altri dibattiti all'interno di questo evento, che si concluderà oggi all'una. Io vi saluto e vi ringrazio.
tenore, grazie. E allora ci siamo davvero. Buongiorno, ben ritrovati, benvenuti a questa terza e ultima giornata conclusiva. Insieme a me Alessandro Galavotti, caporedattore dell'ANSA. Buongiorno a tutti. Allora, intanto bisogna dire che è un grande onore, un grande piacere essere qui. Bisogna dire che la Regione Veneto, in questo caso anche il sindaco Brugnaro, la conferenza delle regioni, insomma, ha scelto delle location d'eccellenza. Siamo in uno dei teatri lirici più prestigiosi al mondo e dunque è davvero un grande onore essere qui. Grazie. Un saluto ovviamente alle autorità tutte, ai ministri, a chi sta arrivando, ai presidenti di regione e delle province autonome, a tutti voi. Questa, dicevamo, è l'ultima giornata di questa quarta edizione del festival e insomma è stata molto intensa. Ieri il grande onore di avere il Capo dello Stato, questa grande intesa tra le regioni e il Quirinale, poi i tavoli tecnici, avete parlato delle varie aree tematiche di questa 3 giorni molto intensa e bisogna anche dire, e non possiamo evitarlo, che insomma ieri è stata una giornata scoppiettante, diciamo, per quanto riguarda la cronaca, quello che è accaduto in Consiglio dei Ministri, e probabilmente dimostra che questi momenti, questo laboratorio di confronto e dialogo servono insomma sempre di più proprio per capire come muoversi in questo percorso di modifica istituzionale che sicuramente è in salita. Assolutamente Gaia, credo che il Festival delle Regioni alla sua quarta edizione abbia dimostrato l'importanza, la necessità di riflettere, di mettere a confronto i rappresentanti del governo, gli amministratori, gli stakeholder su temi fondamentali come il federalismo, l'autonomia, la competitività e la sostenibilità dei territori. Un evento appunto organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con la Regione Veneto, che ovviamente anch'io ringrazio per l'invito a moderare i lavori di questa mattinata. Siamo, lo ha ricordato Gaia, in un teatro straordinario, ma siamo anche in una città unica al mondo, Venezia, e io voglio invitare qui sul palco il sindaco della città di Venezia, Luigi Brugnaro, per i saluti della città. Salutiamo anche chi ci segue in streaming, Giusto. Sono molti colleghi. Prima gaff, nel bello della diretta. Un saluto anche alle tante persone che ci seguono in streaming da casa. Grazie. Gentili autorità, ministri, presidenti di regione, colleghi amministratori, è con grande piacere che da sindaco di Venezia vi porgo il più caloroso benvenuto in apertura di questa sessione del Festival delle Regioni e delle Province Autonome. Dopo Palazzo Ducale, che ieri ha accolto il Presidente della Repubblica, in un luogo carico di storia, oggi siamo riuniti in un altro simbolo della nostra città, il Teatro La Fenice. Non è solo uno dei teatri più belli al mondo, ma è il luogo da cui ogni 1° gennaio auguriamo buon anno a tutta Italia, con l'eccellenza del canto lirico, riconosciuto patrimonio UNESCO. È un luogo che incarna il genio creativo italiano e la nostra capacità, sempre, di rinascere dalle difficoltà. Vorrei portarvi un esempio concreto che viene proprio da Venezia, la gondola. La gondola non è solo un'icona riconosciuta in tutto il mondo, è un'opera di armonia composta da 280 pezzi, 8 essenze di legno differenti e oltre 500 ore di lavoro. Ogni elemento ha una funzione precisa, nulla è improvvisato. Solo grazie alla sinergia tra le maestranze diverse prende forma qualcosa di unico. La sua costruzione ci insegna che ogni parte, anche la più piccola, è fondamentale. È la metafora di come dovrebbero operare le nostre istituzioni, ciascuna con il proprio ruolo, ma unite da un progetto comune. Davanti a sfide cruciali come la digitalizzazione, la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito nel personale pubblico, dobbiamo lavorare insieme, con fiducia reciproca e responsabilità condivisa. Solo così daremo forma a un'Italia che non si arresta, ma avanza con forza e coesione. Un'Italia che non si frammenta, ma si rafforza nella sua straordinaria pluralità territoriale. In questa stessa logica sosteniamo con convinzione l'impegno trasversale per la pace. Venezia, con la sua millenaria tradizione diplomatica e commerciale, non è solo simbolo di bellezza, ma di dialogo. È
È città che accoglie e che non esclude. Venezia è una città di ponti e oggi più che mai i ponti servono. In Ucraina, dove la guerra continua a minacciare la libertà di un popolo sovrano. In Israele e in Palestina, dove ribadiamo con forza l'unico approdo possibile: 2 popoli, 2 stati, in pace e sicurezza reciproca. Perché solo così possiamo dare un futuro vero ai bambini di entrambe le comunità. Non possiamo rassegnarci, gli stati negoziano, ma le città costruiscono la pace tra le persone. È nei luoghi dove si vive, si lavora, si studia, che può nascere una convivenza reale e concreta. Questo è il senso più profondo della nostra responsabilità di amministratori. Uno dei temi guida della Biennale Architettura, appena inaugurata, è Intelligence, un invito ad esplorare le molte forme dell'intelligenza, umana, collettiva, artificiale. In tanti, per secoli, si sono chiesti come salvare Venezia. E se fosse invece Venezia a offrire oggi una ricetta per salvare l'uomo, il clima, le città? Qui convivono tradizione e innovazione, storia e futuro. Qui sperimentiamo soluzioni, dal sistema MOSE alla mobilità a idrogeno, dalla sostenibilità ambientale alla formazione universitaria, dall'attrazione di capitali internazionali allo sviluppo di aziende di ricerca in ambito medicale. In un mondo sempre più complesso, servono coraggio e unità. Il compito della politica è dare speranza, la stessa speranza che vedo ogni giorno negli occhi dei bambini e dei ragazzi. Un impegno che so di condividere con voi. Buon Festival delle Regioni e buon lavoro a tutti. Grazie signor Sindaco. Al Sindaco, grazie anche dell'ospitalità. Abbiamo ricordato dal primo giorno anche col Presidente della Regione Veneto Luca Zaia come Venezia sia una città in grado anche di ospitare i grandi summit, i grandi eventi, i grandi vertici. Allora a questo punto chiamo proprio sul palco a raggiungermi il Presidente della Regione Veneto, Regione ospitante, Luca Zaia. Un applauso. Presidente, lo dicevamo in apertura, c'è stato un bellissimo momento ieri, no? Un bel sodalizio tra il Quirinale e le regioni, in questo momento di tensione, no? La cronaca ci impone di non evitare la questione. Prego. Innanzitutto buongiorno a tutti. Direi che per me è l'occasione per dare il benvenuto al Ministro Pichetto Frattin, al Ministro Piantedosi che sta arrivando, al Ministro Zangrillo, salutare ovviamente il Sindaco, tutti voi presenti e ringraziare tutti coloro che poi parteciperanno ai tavoli. Peraltro questo sarà il mio ultimo intervento, lo sarà sia da Presidente che durante questo festival, nell'occasione del Festival delle Regioni. E volevo dire che per noi questo festival sta crescendo sempre di più e ha dimostrato fattivamente, e ringrazio il Presidente Federica per aver accompagnato questa candidatura del Veneto, ha dimostrato fattivamente che le proposte che facciamo sono assolutamente costruttive. Penso che il Capo dello Stato ieri lo abbia sancito questo, no? Il calore e la vicinanza del Capo dello Stato, del Presidente Mattarella, rispetto a questo Festival delle Regioni che lui frequenta abitudinalmente, ed è anche la dimostrazione che i temi che tocchiamo sono temi vicini al popolo, ai cittadini. Come dico sempre io, l'ho detto anche ieri, no? Questo ufficio complicazioni e affari semplici che noi abbiamo il dovere di smantellare. I cittadini sono angosciati dalle norme, dalla burocrazia, ed è altrettanto vero che questa azione di accompagnamento noi la possiamo fare, magari essendo anche un po' più anglosassoni, no? Soggetto, verbo, predicato, cioè facciamo produrre di meno ed essere, io vi dico solo, ve lo dico da ex Ministro dell'Agricoltura, che per imbottigliare una bottiglia di vino ci vogliono 46 adempimenti amministrativi. Cioè uno si dice, vabbè, capite che è un paese che ormai è schizofrenico sotto questo punto di vista. E ringrazio veramente per il grande lavoro e voglio semplicemente riprendere un passaggio anche del Sindaco. Da un lato questa Venezia che noi riconfermiamo, il Sindaco lo dice sempre ad ogni piè sospinto e fa benissimo portare avanti questa crociata, definiamola così. Non siamo la città Luna Park e aspiriamo e ambiamo che a livello nazionale si capisca che Venezia non ha risolto tutti i suoi problemi, tanto è piena di turisti. Io sta frase, cioè i turisti qui sono ben accolti a braccia aperte, lo dico come Veneto, perché siamo la prima regione turistica d'Italia con 73 milioni di presenze e l'industria, la prima industria in Veneto è
e il turismo con 18 miliardi di fatturato. Ma dall'altro dico anche che i summit ed è il salotto buono a livello internazionale, il mondo intero, non c'è un cittadino del mondo che non nasca e non ambisca di vedere Venezia prima di morire. Quindi spero che questo Paese identifichi sempre più questa città che è unica nel suo genere per essere veramente il salotto buono per rappresentare il Paese. Ultimo aspetto, la guerra. Noi abbiamo 60 focolai di guerra nel mondo, probabilmente c'è un convitato di pietra oggi, no? Che durante questo festival noi dobbiamo parlare di cose pratiche, no? di competenze delle regioni. Non ci occupiamo della politica estera, però è pur vero che la guerra angoscia un po' tutti. E ne abbiamo una qui a meno di 2000 km che è quella dell'Ucraina, poi c'è il Medio Oriente, ma ricordo che il mondo è in guerra, abbiamo 60 focolai di guerra e le guerre non si risolvono continuando ad alzare l'asticella con le prove muscolari, ma si risolvono con la democrazia. Ogni guerra ha un inizio e una fine, la storia ce lo insegna, e di mezzo c'è un'azione diplomatica che deve essere intensa. Se non lo è, vuol dire che comunque abbiamo fallito. Hemingway diceva, rispetto alle guerre, diceva che la guerra è il contesto nel quale gli uomini peggiori mandano a morire gli uomini migliori. Ecco, io direi di concentrarsi su questa frase di Hemingway che ci dà una dimensione di quanto schifosa sia la guerra e quante persone perdono la vita. Si dice che in Ucraina perdono la vita almeno 2000 persone a settimana. Questo ci dà una dimensione di che tragedia stia vivendo, ad esempio, l'Ucraina. E spero che anche in questo caso magari una piccola voce che giunge da Venezia possa essere un'ulteriore occasione per fare un passetto in più verso un armistizio e poi un percorso di pace. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie al Presidente della Regione Veneto, la Regione ospitante Luca Zaia. A te Alessandro. Grazie, e ovviamente anche noi condividiamo l'auspicio del Presidente Zaia. Avremmo dovuto lanciare il collegamento con il Vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, lo rimandiamo per una questione tecnica e dunque invitiamo a salire sul palco i relatori del primo panel di questa ultima mattinata di lavori del Festival delle Regioni. Il Ministro Gilberto Pichetto Fratin, buongiorno e benvenuto. I Presidenti delle Regioni Liguria, Piemonte e Sardegna, quindi il Presidente Cirio, la Presidente Todde e il Presidente Bucci. Salve. Buongiorno, prego. Prego. Salve, Presidente Todde, salve. Prego, si accomodi pure. Cirio, ritrovato. Salve. No, con calma, eccoci qua. Ancora buongiorno a tutti, benvenuti, grazie per la vostra presenza. Io inizierei questo panel, questo Regional Talk dedicato al sistema Italia tra mercati globali e identità territoriali con il Ministro Pichetto Fratin, Ministro all'Ambiente e alla Sicurezza Energetica. In questi 3 giorni, anche qui al Festival delle Regioni, si è utilizzato molto spesso il termine sviluppo e sappiamo che lo sviluppo richiede energia, consumiamo tanta energia, ne consumeremo sempre di più e proprio per questo motivo dall'inizio di questo governo, dall'inizio di questa legislatura, uno dei temi, una delle priorità è proprio l'energia, è proprio l'approvvigionamento di energia. Lei, signor Ministro, parla spesso di mix energetico, si è parlato anche di quindi nucleare, che è un tema che riguarda tutto il Paese, anche la Regione Veneto e anche Venezia. A lei chiederei appunto come è possibile governare questo mix energetico in raccordo tra i poteri centrali dello Stato e le regioni. Sì, grazie alla Conferenza delle Regioni, grazie al Presidente Fedriga e grazie al Veneto e a Venezia per questo luogo spettacolare come la Fenice. Ma io credo che il dato rilevante è il fatto che si è posto il tema energetico con l'esplosione dei prezzi e quindi il venir meno della competitività come Paese. Ormai quotidianamente leggiamo il prezzo dell'energia, prendiamo la parte energia elettrica, in Italia è superiore alla Germania, di molto superiore a Francia e Spagna, per tutta una serie di ragioni. La Spagna che è un po' un qualcosa di autonomo
e quindi si era attrezzata per tempo, dapprima per ragioni politiche, perché era isolata rispetto all'Europa, e questo l'ha portata, in secondo luogo, dalla Francia, che ha sempre fatto un po' i Pirenei cesura verso la Spagna, e ha avuto uno sviluppo autonomo, e poi con un forte quantitativo di rinnovabili in Andalusia. La Francia, anche qui una realtà autonoma, con una scelta praticamente quasi totalmente nucleare, e la Germania, che è il paese più vicino a noi, che ha le nostre stesse difficoltà e che quindi ci crea una continua competizione. La sostanza è, da un lato, la gestione attuale, dall'altro il fatto che oggi noi, a livello di energia, ragionando solo sull'elettrico, possiamo farlo sul complessivo, ma il sistema non cambia, noi consumiamo 305-310 terawatt all'anno, miliardi di kilowatt per tradurlo. Tutti gli indicatori, tutti gli analisti ci dicono che nei prossimi 15-20 anni raddoppieremo nella domanda per l'elettrificazione delle imprese, per un aumento anche delle domande domestiche. Poi pensate ai data center, all'intelligenza artificiale. Faccio un esempio: uno dei primi problemi che ci stiamo ponendo come governo, ma che riguarda le regioni anche, e le realtà locali, finora il mio ministero si era occupato sempre solo dei produttori di energia. Alessandro Todde, che ha condiviso con me il MISE della passata legislatura, non ci siamo mai posti un problema regolamentare rispetto al consumo. I data center ci pongono la necessità, e dovrò intervenire con un provvedimento normativo, del consumatore di energia, quindi le modalità di insediamento dei consumatori. Quindi un quadro che sta completamente cambiando, che ci deve portare ad aggiungere tutte le energie pulite, perché noi abbiamo un riferimento, che è quello della neutralità, e noi dobbiamo superare i fossili, e superare i fossili vuol dire energia neutra, energia pulita. L'energia pulita viene certamente da geotermico, idroelettrico, fotovoltaico, eolico, ma noi abbiamo anche un dovere. Il dovere ce l'abbiamo come legislatore e come governo: avere un quadro anche per il nuovo nucleare, che poi nell'opportunità valuteranno fra 4, 5, 6 anni quello da fissione, i piccoli reattori molto più avanti da fusione, ma noi dobbiamo creare le condizioni perché questo Paese sia pronto a valutare, e rispondere a quella che potrà essere la domanda. Il recente blackout che ha colpito la Spagna ci ha dimostrato appunto quanto sia importante essere pronti ad ogni evenienza e quanto sia importante l'energia. Le chiedo ancora come riorganizzare l'approvvigionamento di energia in un contesto geopolitico che, lo ha ricordato il sindaco Brugnaro, il presidente Zaia, è cambiato notevolmente negli ultimi mesi, aggiungo io in peggio ovviamente, complicando molto la situazione. Allora, il dato in Spagna ha come riferimento la frequenza, quindi noi sfortunatamente o fortunatamente abbiamo avuto un blackout di quelli notevoli 20 anni fa, e questo ci ha portati ad attrezzarci un po' di più. Questo non vuol dire che non possono succedere incidenti, assolutamente, non c'è nulla di totalmente sicuro e certo. È chiaro che noi abbiamo dovuto cambiare completamente il nostro modello energetico. In questo momento c'è stato un cambio di fornitori per quanto riguarda il fossile, il gas, che è quello dell'accompagnamento. Andando avanti si abbandona carbone, petrolio, ma anche qui sul carbone, dico tutto, io in questo momento produciamo 0 nelle 2 grandi centrali di Brindisi e Civitavecchia, quindi si dovrebbero smantellare. Io sinceramente l'ordine di smantellamento ad Enel non lo do in questo momento. Dico: non produci, ma noi una riserva la dobbiamo avere, perché se mai succedesse un incidente, parlo di incidente, rispetto alle pipeline che abbiamo, rispetto ai gasdotti che abbiamo, pensate che quello che proviene, il gas dell'Algeria, è un gasdotto che porta 28 miliardi di metri cubi all'anno,
È un incidente, lo chiamo incidente, può succedere di tutto. Dalla Libia, con cosa sta succedendo anche in questi giorni, noi abbiamo un gasdotto che può portare 12 miliardi e mezzo di metri cubi, l'anno scorso abbiamo preso 2,5 per una serie di questioni che riguardano la Libia, quindi ci vuole, noi dobbiamo mantenere un margine di sicurezza, anche se l'obiettivo, la decarbonizzazione, è il passaggio a energie pulite e il superamento del fossile, dell'ultimo dei fossili, che è quello d'accompagnamento, che è il gas, con un'ottica nei prossimi 3 decenni. Grazie mille signor Ministro, credo sia arrivato il momento del nostro collegamento con Bruxelles, con il Vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto. Sto guardando la regia e spero che possa partire. 2 minuti, Gaia, 2 minuti. Attendiamo, allora temporeggiamo, andiamo avanti col talk, col panel a questo punto e poi quando è pronto il collegamento la regia ce lo dice, lo ripristiniamo subito. Allora, Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria. Allora, partiamo con una domanda che può sembrare, tra virgolette, semplice e secondaria, ma non lo è, perché parliamo di ciò che fa grande l'Italia del mondo, i nostri prodotti, le eccellenze, il Made in Italy. Parliamo di pesto, perché aveva fatto notizia qualche tempo. Ma infatti, però no, così ci verrà voglia sicuramente. Poco tempo fa aveva fatto notizia il fatto che i francesi acquistassero più pesto che ragù alla bolognese nei supermercati. Lei lo saprà sicuramente, l'avrà seguita con orgoglio la notizia. I dazi annunciati dagli Stati Uniti, insomma, poi vediamo quello che accadrà, si vedrà. Però sicuramente magari su prodotti così anche d'eccellenza ma anche di nicchia, no? Perché poi è un prodotto di nicchia, ci sono dei pericoli reali, siete preoccupati, abbiamo visto anche la ricerca demoscopica, insomma c'è preoccupazione per le imprese, questo è indubbio, no? Ma direi che bisogna inquadrare bene la situazione. Buongiorno a tutti innanzitutto. Tanto l'eccellenza è quasi sempre di nicchia, se non fosse di nicchia non sarebbe eccellenza, quindi non possiamo, l'eccellenza è quella che sta al di sopra degli altri. Il pesto è sicuramente una cosa di nicchia, è un condimento che oramai è diventato negli ultimi 20 anni, veramente ha sfondato tutte le barriere, si parla di pesto in Cina, si parla in Asia, si parla ovviamente negli Stati Uniti, si parla anche nell'America del Sud, in tutto il mondo. Quindi è veramente diventato un condimento numero 1 e di questo ne siamo molto contenti, ha tutta una cultura dietro, ha tutta una serie di cose nella sua manifattura che riguardano l'Italian style, che riguardano il Made in Italy, ha tutta una serie di cose e caratteristiche che sono proprio quelle del nostro territorio. Vi faccio un piccolo esempio. Io ho vissuto parecchi anni in America. Nei primi anni ci mancava il pesto, anche perché nel 94 non ce n'era molta diffusione. Quindi con mia moglie abbiamo deciso di piantare i semi del basilico nella terra del Minnesota d'estate, perché d'inverno è meno 40, quindi abbiamo piantato i semi del basilico, sono venute su le foglie del basilico, vi assicuro che sapeva di menta, cioè del vero pesto non ce n'era nemmeno. E perché? Perché voglio dire c'è una questione di clima, c'è una questione di terra, c'è una questione di vento, c'è una questione di umidità dell'aria, sono tantissime questioni che danno quel gusto particolare e quell'essenza particolare, per cui questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono certe caratteristiche che sono uniche, che non possono essere riprodotte, quindi la grande qualità non ha paura dei dazi. Ecco, questo che vorrei dire è che chi ha l'eccellenza, chi ha la qualità, il Made in Italy, l'Italian style, non hanno paura né dei dazi né di tutto il resto. Hanno sempre un punto importante nel loro progetto, hanno sempre una attrattiva importante a livello mondiale e chi è disposto a comprare il pesto anziché una qualunque altra cosa che trovi in un supermercato, anche se deve pagare 50 centesimi in più, non si fa un problema. Quindi leviamoci questa paura dei dazi, che poi tanto bisogna vedere se ci saranno o no, perché ancora è tutto quanto in discussione, ma noi portiamo avanti quello che è la nostra caratteristica, i nostri prodotti, l'Italian style, il Made in Italy sono cose su cui, voglio dire, noi dobbiamo assolutamente vincere, nessuno può assolutamente dirci che siamo secondi. E le eccellenze, diciamo, davvero ce le hanno tutte le regioni in Italia, no? Ce l'hanno tutte le regioni, perché tra l'altro in qua Liguria, è proprio fatemi fare un piccolo eclatante. spot anche per l'olio d'oliva,
anche per l'oliva taggiasca, che è una delle olive migliori al mondo, con tutto il rispetto anche per le altre regioni, però sono cose che noi portiamo anche alla Commissione europea per avere i necessari riconoscimenti. Quindi ogni regione ha i suoi prodotti ed è bello che ognuno difenda i suoi prodotti. Questa è la difesa dei propri prodotti regionali, è un messaggio molto chiaro di quelle che sono le caratteristiche dell'Italia. Qualcuno diceva in questi giorni: vai negli Stati Uniti, fai 2000 chilometri e trovi le stesse bistecche, le stesse patate, la stessa lingua. In Italia ogni 30 chilometri, forse anche meno, trovi un menù diverso, una lingua, un dialetto diverso, un carattere diverso delle persone. La nostra diversità è la nostra ricchezza, come lo è i nostri prodotti. Il Presidente Bucci l'ha citato, l'ha chiamato in causa, in collegamento da Bruxelles, il Vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto. Benvenuto, buongiorno. Ha un ritorno in ritardo. Buongiorno. Buongiorno, prego. La sentiamo forte e chiaro. Sì. Grazie, buongiorno a voi. Mi dispiace chiaramente, purtroppo altri impegni per Bruxelles e devo dire anche la presenza, come sapete, del Presidente Mattarella, che domani mattina incontrerà la Commissione Europea, non mi ha consentito di essere presente fisicamente. Però mi fa molto piacere avere questo momento di condividere con voi alcune riflessioni anche rispetto al lavoro in particolare che si sta portando avanti nella Commissione Europea sui temi che state affrontando, ma in modo ancora più particolare relativamente alle responsabilità e alle competenze del mio portafoglio. Ho avuto già modo di tenere alcuni incontri con le regioni, singolarmente anche Federica e tutti i presidenti delle regioni. È stata l'occasione per avviare una fase di collaborazione sia collegata alla abbiamo C'è qualche problema di collegamento. Portafoglio all'interno della vicepresidenza, ma penso che sia anche molto importante Presidente, la sentiamo male, purtroppo il collegamento va e viene. Lo so. Riusciamo a migliorarlo, andiamo avanti, lo riprendiamo, ci riproviamo. Continuiamo un attimo, proviamo. Sente male. Sì, proviamo, vediamo. Stavo dicendo, oltre alla politica di coesione esiste anche il coordinamento nell'ambito della vicepresidenza di mia competenza di settori particolarmente rilevanti in generale per l'Europa, in particolare per l'Italia e anche per le competenze delle regioni. E quindi il coordinamento dell'agricoltura, del turismo, dei trasporti, della pesca, della blue economy, che sono materie che hanno bisogno non solamente di un coordinamento ma anche di una visione comune. Stiamo lavorando in questa direzione anche con il confronto costante che appunto è avvenuto nell'ambito non solamente degli incontri che abbiamo tenuto a Roma ma anche della mia presenza, come alcuni dei presidenti sanno bene, all'interno della plenaria del Comitato delle Regioni, luogo nel quale abbiamo avuto modo di avviare e di confrontarci sui temi principali che ci riguardano e che ci ripetono. In modo particolare mi piace sottolineare il tema collegato alla revisione dei programmi, è un terzo del bilancio dell'Unione Europea, una parte rilevantissima del nostro bilancio ed è un tema di grande rilievo sia per l'attuale programmazione ma anche e soprattutto per il dibattito e la discussione che stiamo avendo per il futuro bilancio dei prossimi anni dell'Unione Europea. In questo contesto abbiamo avuto modo di presentare una revisione degli attuali programmi della coesione partendo da una considerazione che a me sembra e a noi è sembrata logica. Gli attuali programmi riguardano il periodo del 2021-2027 e sono stati oggetto di una discussione tra i governi europei, in questo caso il governo italiano, le regioni e la Commissione europea tra il 2019 e il 2021. Gli accordi di partenariato, quindi con i contenuti, sono stati sottoscritti nel 2022, ma per una serie di ragioni sostanzialmente i programmi stanno partendo in questi mesi. Nel frattempo, come tutti sappiamo, il mondo è cambiato
La proposta che abbiamo messo in campo ritengo che sia una grande opportunità per poter revisionare gli attuali programmi, creando le condizioni per utilizzare bene e al meglio le risorse disponibili con le nuove priorità che di fronte abbiamo. In modo particolare mi piace sottolineare che questa proposta è su base volontaria, quindi ogni responsabile del programma può decidere se utilizzarla o non utilizzarla. Abbiamo individuato 5 nuove priorità che sono frutto anche di un confronto, perché ho avuto modo di incontrare tutti gli Stati membri, di incontrare appunto le regioni, il Parlamento e di condividere anche questi obiettivi. Le 5 priorità che noi abbiamo individuato sono la competitività, sono l'energia, in modo particolare sulle infrastrutture energetiche, abbiamo individuato la casa, stiamo mettendo in campo un'azione mirata ad una delle principali emergenze che esistono a livello europeo, della casa, soprattutto in particolare relativamente al fatto che oggi il 75% dei cittadini europei vivono nell'ambito delle aree urbane, con tutta una serie di problemi di sovrappopolamento e di difficoltà collegate ai servizi, e contemporaneamente abbiamo il resto della popolazione che vive nelle aree rurali interne, dove abbiamo un problema uguale e contrario, cioè il rischio dello spopolamento sempre più evidente. È una strategia molto rilevante e importante che io mi auguro di poter portare avanti nei prossimi anni in modo coordinato con le regioni, perché riguarda sicuramente una delle priorità in assoluto. E in ultimo il tema dell'acqua, che rappresenta un'altra importante priorità, perché stiamo lavorando a un piano europeo per l'acqua e lo stiamo facendo alla luce anche di quello che è accaduto negli ultimi periodi. Noi abbiamo 2 facce della stessa medaglia sull'acqua. Da una parte, come sappiamo, abbiamo danni rilevantissimi dalle alluvioni, ma al tempo stesso negli stessi paesi, in altre aree territoriali, abbiamo il grave problema della scarsità di acqua. E quindi stiamo cercando su questo, con questa nuova priorità, di mettere in campo una strategia che dia una risposta precisa in questo senso. L'altro punto, l'ultima priorità è quella della difesa, che so essere oggetto di grande discussione. Mi piace sottolineare 2 elementi su questo. Il primo, che la difesa è una scelta come le altre priorità. Niente, si è Su base volontaria. Quindi chi la vuole utilizzare la può utilizzare, chi non la vuole utilizzare non la può utilizzare. Noi diamo agli Stati membri la possibilità di poter utilizzare queste risorse come meglio credono, e alcune aree dell'Europa, penso in modo particolare alle regioni di frontiera, hanno questa esigenza, e quindi creando queste 5 nuove priorità diamo la possibilità di scegliere all'interno di queste in funzione delle diverse esigenze che ogni Stato membro ha e vuole portare avanti. Nelle prossime settimane, prima dell'estate, chiuderemo la procedura legislativa, avremo 2 mesi per ricevere le proposte da parte degli Stati membri e delle regioni e altri 2 mesi per approvarle a livello europeo. Si completerà il percorso entro fine anno e creeremo le condizioni per un rilancio forte della politica di coesione, anche alla luce del dibattito sul futuro bilancio dell'Unione Europea, della Commissione Europea, perché il dibattito sul fare la politica di coesione ha queste nuove esigenze. Lo strumento mette in campo grande flessibilità. Mi piace sottolineare l'ultimo elemento molto rilevante, che è quello collegato alla semplificazione. Come sapete, per la prima volta la Commissione Europea ha un commissario apposito per la semplificazione. Abbiamo già approvato alcuni provvedimenti rilevantissimi in questo senso. Anche sulla politica di coesione bisogna lavorare per garantire questa maggiore flessibilità, per adeguare i programmi alle nuove esigenze che abbiamo appreso e verificato e conosciuto in questo periodo essere tante ed immediate, quindi c'è bisogno di essere in grado di poter modificare al tempo stesso, anche di ridurre dal punto di vista burocratico quelli che sono gli adempimenti e avere una maggiore e migliore semplificazione. È un lavoro complesso che ha bisogno di un coordinamento fra i diversi livelli. Io sono certo, anche per gli incontri che abbiamo avuto, per il lavoro che abbiamo messo in campo, avere una proficua collaborazione con le regioni italiane, e sono certo che su questo ci sarà la possibilità di rilanciare profondamente la politica di coesione, quindi anche la sua efficacia e la sua strategia per la riduzione delle differenze territoriali
dei singoli paesi a livello europeo. Grazie. Grazie. Un applauso al vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto. Grazie per l'intervento, grazie per le riflessioni. Possiamo continuare con il talk, ridiamo la parola al presidente della Liguria Bucci. Dicevamo prima le specificità, è giusto mantenerle, ognuno con la sua eccellenza. Parliamo anche di porti, perché il sistema portuale italiano è fondamentale, dà un apporto veramente importante al PIL nazionale. Pensiamo all'occupazione, 1 milione di addetti, il 4% dell'occupazione, non se ne parla abbastanza, è importante per il PIL nazionale, è importante per l'occupazione, per il commercio internazionale. Genova, lo sappiamo, è il porto principale, no, in Italia. Ecco, creare... anche nel Mediterraneo. Esatto, un sistema Italia di porti, ognuno deve avere la sua specificità. Qua c'è anche un ragionamento molto importante, no, in corso. Sì, assolutamente. Intanto sottolineiamo l'importanza della Blue Economy, Venezia anche, ovviamente, certo. Tutta la parte dell'Adriatico è importante per la Blue Economy, e sono contento che il governo abbia sottolineato l'importanza della Blue Economy. Un paese con 8.000 km di coste non può assolutamente pensare che c'è solo la terra, c'è anche il mare, e tutta l'economia che viene dal mare, dal turismo all'ingegneria, alla costruzione delle navi, alla manutenzione, agli equipaggi, alle navi, alle merci, ai dati. Pensate che a Genova arrivano i cavi sottomarini che portano più di 5 miliardi di persone, cioè tutte le notizie sia dall'Africa che dall'Asia, verso il centro dell'Europa dal punto di vista del mondo internet, che è Francoforte, dove ci sono gli hub, no? E tutto questo passa dal gate della nostra regione e così via, cioè, beni, persone, cultura e dati, questi sono i porti. Ebbene, è giusto che il governo, come tutte le azioni di governance e di management, no? Si fa una governance centrale per quanto riguarda le linee guida, ma sarebbe un errore fare una governance centrale per quelli che sono i sistemi operativi locali. Si fa la governance centrale per le linee guida, dopodiché si lascia alle autorità locali la governance per quanto riguarda i piani operativi. E così facendo noi costruiamo un sistema assolutamente sinergico. E se noi pensiamo a tutti i porti che sono dislocati in Italia, abbiamo ovviamente due aree importantissime. Pensate all'Italia come un molo dentro il Mar Mediterraneo, perché da un lato, il lato tirreno, ci sono tutti i porti che servono l'Europa nord-occidentale, e dal lato adriatico ci sono i porti, principalmente Trieste e Venezia, che servono tutta la parte dell'Europa orientale, ovviamente con tutte le infrastrutture che sono le ferrovie, le autostrade, eccetera. Quindi questa possibilità dell'Italia di servire tutta l'Europa da sud ed essere il gateway dell'ingresso d'Europa da sud è un'importanza strategica fondamentale, anche dal punto di vista geopolitico, non soltanto commerciale. Quindi è giusto avere la governance centrale, quella a cui sta lavorando il vice ministro Rixi, che tra l'altro è genovese come me, su cui abbiamo ovviamente un'affinità notevole su quello che riguarda la Blue Economy, e non solo. È giusto avere una governance centrale per quello che riguarda le linee guida. Nel mondo, anche nel management privato, si parla di glocal, che vuol dire avere la linea guida a livello globale, ma i piani operativi e tutto quello che concerne la strategia operativa a livello locale. Non dobbiamo dimenticare che sono i locali che gestiscono le situazioni, non sarà mai il governo centrale. Quindi se si lavora in questi termini si crea veramente un effetto sinergico che dà l'importanza alle nostre strutture, che guardate hanno poi gli stessi identici problemi del nord Europa. Non pensate che Rotterdam e Anversa, che è il porto di Bruxelles, oppure Amburgo siano tutte rose e fiori. Anche loro hanno problemi tecnici, hanno problemi di dragaggi, i porti sono nei fiumi, con tutte le caratteristiche negative da questo punto di vista. Quindi noi possiamo veramente giocare le nostre carte e far sì che l'Italia diventi veramente, come lo definisco io, il gateway del Sud Europa, e potremo veramente giocare il nostro ruolo molto meglio di quanto non lo facciamo adesso. Grazie. Grazie al Presidente della Regione Liguria Bucci. Glocal è veramente il termine, in effetti, che meglio sintetizza. È un termine di governance mondiale, no? Certo, ma tutte le aziende poi... che sono multinazionali lavorano glocal, cioè hanno il centro, l'headquarter, che definisce la linea guida, e poi tutto quanto viene deciso a livello locale, nelle varie nazioni. Se il centro dovesse, pensate a New York, in un grattacielo al 40° piano, decidere qual è la struttura dei prezzi a Taiwan.
è assolutamente impossibile, no? Ecco, bisogna dare fiducia ai governi locali, perché i governi locali, se ben coordinati col sistema centrale, riescono ad avere un effetto sinergico secondo nessuno. Certo. Grazie al Presidente Bucci per aver sintetizzato con uno slogan in maniera perfetta quello che è il tema di questo panel. E noi dal mare passiamo alle montagne, dalla Liguria passiamo al Piemonte per continuare a parlare di logistica, per continuare a parlare di infrastrutture, perché se Genova è il porto più importante del Mediterraneo, come orgogliosamente ha ricordato il Presidente Bucci, è anche vero che per essere tale ha bisogno di un retroporto altrettanto importante, e il Piemonte si sta attrezzando al meglio per poter essere il retroporto di Genova. Presidente Cirio, quali sono le strategie della Regione Piemonte in materia di logistica? Che cosa sta facendo su questo tema anche per quanto riguarda le infrastrutture in coordinamento con il Governo centrale? Beh, innanzitutto grazie e congratulazioni per l'efficienza di questa organizzazione. Pensate, a Bucci hanno dato un microfono verde, a me azzurro e alla Tolde rosso, e quindi addirittura, Luca, nei microfoni siete tutto straordinari. Studiato nel straordinari. Ecco. Ma qui la cosa bella è che siamo regioni e qui siamo istituzioni, e ciò che caratterizza molto i lavori della nostra conferenza è che quando uno si siede in conferenza non è né verde né azzurro né rosso, ma è rappresentante del proprio popolo, della propria regione. E questo Festival delle Regioni, cara Alessia Grillo, a cui vorrei tributare un applauso grande, perché lei è preziosissima in questa scelta insieme a Massimiliano, ci permette davvero di, si dice fare spogliatoio in termine sportivo, però è importante perché poi si fare squadra, tu diresti team building perché parli meglio inglese di me, ma è poi la stessa cosa, e poi ci permette sempre anche di alzare l'asticella ogni volta, no? Io vi ho portati al Carignano, Luca, dicendo qui c'era Paganini che diceva Paganini non ripete, e tu ci porti alla Fenice, quindi ogni volta andiamo a scoprire quanto è meravigliosa la nostra nazione. Per venire alla domanda, il Piemonte si chiama Piemonte perché è ai piedi delle montagne. Ben lo sa il ministro Pichetto, piemontese, ben lo sa il ministro Zangrillo che ci ha raggiunto e che saluto, anche lui piemontese. Ci chiamiamo Piemonte perché abbiamo sempre, vivendo, nato a Genova, ricorda Bucci, però residente a Moncaglieri in Piemonte, giusto per ricordarsi. È preciso, giusto. Genova è il nostro porto, qui c'è tutto. Ma il ragionamento qual è? Quello che noi chiamandoci Piemonte abbiamo sempre vissuto questa situazione per cui siamo circondati dalle montagne, che siano l'Appennino Ligure o che siano le Alpi, noi siamo incastonati in quel meraviglioso angolo d'Italia, e questo ci ha sempre creato anche delle difficoltà per quanto riguarda il profilo logistico, che si stanno superando grazie alla Lisbona-Kiev e alla Genova-Rotterdam. Il segreto della logistica, e che è il motivo per cui il Piemonte nel PIL, dopo tanti anni in cui cresceva meno della media nazionale, pagando l'industria dell'auto sicuramente, ma pagando anche l'isolamento infrastrutturale, oggi si inverte questa tendenza, il Piemonte cresce almeno come la media nazionale, è perché si stanno completando le due grandi opere. Perché se entro 7 anni tutte le merci d'Europa viaggeranno attraverso questi due grandi corridoi, che da Lisbona va a Kiev e che da Genova va a Rotterdam, e l'incrocio di questi due grandi corridoi è in Piemonte, è quello che ha fatto sì che chi vede lontano più di noi, che sono le multinazionali, sapessero investire nella nostra regione. Oggi il Piemonte è la regione d'Italia in cui le multinazionali investono di più, e le multinazionali non investono né per amore, né per passione, né per tradizione, né per legame territoriale, investono per convenienza. E questa è la garanzia di prospettiva che noi abbiamo, in cui crediamo molto, perché dai margini di un paese diventiamo il centro della nostra Europa, e dall'altra parte perché ci misuriamo su quelle che sono le esigenze che prima il ministro Pichetto ricordava, le esigenze energetiche che sono fondamentali per garantire poi l'utilizzo delle infrastrutture, perché l'infrastruttura è un mezzo, ma poi per andarci sopra e muoverti devi avere l'energia. E il fatto che qui si possa parlare di nucleare finalmente è veramente un primato grande. Guardate, 2 giorni fa al Salone del Libro io ho partecipato a un convegno sul nucleare.
Se noi avessimo fatto al Salone del Libro Internazionale di Torino un convegno sul nucleare, ma solo 7, 8, 10 anni fa, uno, non ce lo lasciavano fare, due, avremmo avuto le manifestazioni di protesta più dirompenti e il giorno dopo le condanne più generalizzate. E invece l'Environment Park, cioè l'istituto che si occupa di ambiente della città di Torino, promuove l'incontro sul nucleare. Lo apre il sindaco di Torino di centrosinistra, lo conclude il governatore della regione di centrodestra, partecipa il rettore del Politecnico di Torino a garantire la serietà dell'approccio scientifico e partecipano gli imprenditori del nostro territorio italiani che investono sul nucleare di nuova generazione. Questa è la prospettiva. Perché, e di questo voglio ringraziare Gilberto, voglio ringraziare questo governo, perché il ritornare a parlare in modo non ideologico, in modo pragmatico di nucleare è fondamentale. L'energia è proprio uno di quei temi in cui paghiamo di più l'aspetto ideologico. Siamo noi presidenti di regioni chiamati a normare adesso l'utilizzo dei terreni per il fotovoltaico. Ma inquina di più 100 ettari di fotovoltaico o un reattore che occupa 3 metri per 3 di nucleare? Inquina di più una pala eolica messa sull'Appennino Ligure tra di noi, che non le vogliamo, o inquina di più un reattore di nuova generazione sicuro? E questa è l'ideologia, perché noi ci siamo trovati con questo tema. Io ho una vocazione per quanto riguarda l'energia che è l'idroelettrico, perché abbiamo le montagne, abbiamo l'acqua e quindi è naturale che la vocazione del Piemonte sia quella, ma è una vocazione aperta a tutte le fonti, ricordando che la luce e il vento non li accendi e li spegni come vuoi. Il limite delle fonti energetiche che arrivano dal sole e dal vento è che tu non puoi accendere il sole o spegnere il sole, accendere il vento o spegnere il vento. E quindi tu l'energia ce l'hai magari quando non ti serve. Pensate, Ferragosto, picco di sole, abbiamo la massima produzione di fotovoltaico in Italia e abbiamo le aziende chiuse magari. E abbiamo minore necessità. E allora in quei casi cosa devi fare? Dovresti investire sugli accumulatori, che sono batterie, che costano, che inquinano. Ecco perché l'approccio deve essere anche in questo caso pragmatico e seguire la vocazione dei territori. Noi abbiamo un criterio molto restrittivo sul fotovoltaico, perché io credo che i terreni debbano essere salvaguardati all'agricoltura, ma i terreni non sono tutti uguali e l'Italia non è tutta uguale, quindi ci possono essere terreni in cui c'è il prosecco e terreni che magari sono un ex cava e dove la destinazione può essere tranquillamente il fotovoltaico. Abbiamo regioni d'Italia che hanno il gas naturale, che hanno il petrolio. Caro Vito Bardi, caro Vito, tu sei fortunato da presidente della Basilicata perché hai un giacimento e lui in questo modo può dare anche l'energia gratis ai suoi cittadini. Io gliel'ho sempre molto invidiato, io potrei dare la Barbera in Piemonte gratis ai cittadini del Piemonte, non l'energia che invece puoi dare tu, ma è una vocazione anche qua che dobbiamo seguire. Quindi, e chiudo, io credo molto nell'approccio pragmatico, diversificato e pragmatico, per cui abbiamo un obiettivo da raggiungere, lo raggiungiamo nel rispetto dell'ambiente, ma anche nel rispetto delle persone e delle aziende che in quell'ambiente devono poter continuare a vivere. Grazie Presidente Cirio. Io avevo una curiosità, una domanda da farti sull'automotive, ma a questo punto, approfittando del fatto che lei è il mio Presidente, le do del lei, io ne approfitto e rompo il protocollo e ti faccio una domanda di politica. Hai ricordato i colori e comunque è giusto anche parlare di politica e di un tema che in questi giorni è molto dibattuto, quello del terzo mandato. Tu sei stato rieletto da poco con un ottimo risultato, quindi dovresti andare verso il terzo mandato. Qual è la tua opinione da Presidente di Regione? Beh, io non essendo un Giano bifronte, ma avendo una fronte sola che è la mia faccia, sono Presidente di Regione, sono anche vice segretario nazionale di un partito, la nostra posizione è molto chiara per quanto riguarda il terzo mandato sui presidenti di regione. Noi crediamo che il doppio mandato sia sufficiente, non che sia sufficiente nel senso che debba avere dei limiti o debba avere dei vincoli. Crediamo che in 10 anni di governo regionale, io me lo sento anche dire da Presidente che è al 6° anno del governo della propria regione, si possa iniziare, si possa concludere un percorso. Quindi questa è
la posizione mia e della posizione anche del partito che rappresento, ma che è una posizione di dialogo, è una posizione naturalmente di confronto con quelli che sono le altre forze politiche. In Piemonte io ho 1200 comuni, metà di questi hanno meno di 1000 abitanti più o meno. Lì è difficile trovare il candidato sindaco, lì i limiti e le riduzioni sui piccoli comuni a volte ti mettono a rischio di riuscire a fare la lista, di riuscire a trovare qualcuno che si candidi, e quindi c'è una motivazione pratica e contingente per cui nei comuni, specie in quelli piccoli, le limitazioni rischiano di non essere poi percorribili. Sulle regioni noi la pensiamo diversamente. Grazie. Procediamo allora. C'è da dire che comunque chiaramente su questo tema le visioni sono diverse, ma la cosa buona e interessante, come dicevate prima, no? Che questo è uno spazio in cui voi, al di là delle differenze anche ideologiche, politiche, vi trovate, dialogate, trovate una visione comune. Peraltro sul terzo mandato la conferenza delle regioni è abbastanza unita, no? su questo tema, e forse dare invece la possibilità ai cittadini di poter decidere anche se gli amministratori hanno lavorato in modo efficiente, magari in territori che hanno una necessità anche di opere che hanno una certa, come dire, dei tempi lunghi, no, di realizzazione, però poi ognuno la pensa al suo modo, e questo è uno spazio di dialogo e di confronto. Io direi che andiamo dalla Presidente Todde, andiamo in Sardegna, torniamo al mare. Prima si parlava di decreto aree idonee, lo abbiamo accennato, sappiamo la questione TAR del Lazio, voi siete stati anche, mi sembra, la prima regione ad avere una legge regionale a individuare, no, le aree idonee, ma devo prima chiedere una cosa di cui sono anche molto affascinata, ed è l'Einstein Telescope, perché credo che avrà anche delle ricadute anche in termini fattivi reali. Che cosa state pensando in questo senso? Come l'accoglierete? Che cosa servirà? Che cosa cambierà per la regione? Intanto buongiorno a tutti, voglio ringraziare Massimiliano e Presidente Federica per questa opportunità bellissima, e Presidente Zaia per averci ospitato. Devo dire che il confronto tra le regioni è un confronto concreto, è un confronto pratico, pragmatico, perché poi è stato ricordato, noi rispondiamo ai nostri cittadini, rispondiamo a coloro che vogliono risposte quotidiane, che vogliono anche prospettiva nei confronti del futuro. E mi consento una battuta, visto che siamo ospiti del Presidente Zaia, al di là del secondo o terzo mandato, io credo che lui sia stato un ottimo ed è un ottimo amministratore, lo dico pubblicamente perché insomma se lo merita. Quindi come vede possiamo essere blu, rossi, però quando poi si governa un territorio, insomma le risposte ai cittadini ci sono. L'Einstein Telescope è un progetto trasformazionale per la Sardegna, un progetto scientifico che tra l'altro è un esempio di leale collaborazione, perché noi lo stiamo portando avanti con il Ministero dell'Università, e al di là del rapporto personale con Anna Maria Bernini, che è un ottimo rapporto e viene ovviamente da un contesto precedente, stiamo veramente rappresentando il nostro paese in Europa per un'infrastruttura strategica. Cos'è? È un rilevatore di onde gravitazionali, un'infrastruttura unica al mondo, che, guarda caso, a volte succede, ha identificato il centro della Sardegna come il luogo più vocato per questo tipo di ricerca scientifica. Ed è trasformazionale perché impiegherebbe più di 1 migliaio di scienziati, quindi una comunità scientifica che chiaramente ha poi bisogno di servizi che devono essere all'altezza, e quindi questo spinge la mia regione a trasformarsi anche in termini di sanità, in termini di trasporti, in termini ovviamente di accoglienza e ovviamente ad aprirsi. Quindi questa è anche una risposta fondamentale a un problema gigantesco che noi stiamo vivendo come tutta l'Italia, ma in maniera particolare la mia regione, che è la perdita dei giovani, la perdita di talenti che preferiscono ovviamente cercarsi opportunità e un contesto per realizzarsi fuori dall'isola. Quindi quello che noi stiamo utilizzando è questa opportunità di riuscire a competere per questo progetto, per riuscire poi a cambiare l'isola appunto in termini di collegamento. Sto ragionando col sindaco di Olbia, sto ragionando con l'autorità portuale per quanto riguarda i porti, per quanto riguarda la rete degli aeroporti, perché noi veramente abbiamo in questo momento l'opportunità di aprire la Sardegna all'esterno. E ovviamente anche il fatto di poter far insediare
nella mia isola comunità scientifiche di primo livello, quindi non soltanto la collaborazione con l'INFN, che è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ma anche ovviamente con le università e l'apertura appunto anche per quanto riguarda le università estere. Noi abbiamo ricevuto 10 manifestazioni di interesse di università dagli Stati Uniti alla Cina, al Giappone, proprio per l'interesse scientifico del progetto. Quindi noi faremo qualsiasi cosa sarà nelle nostre possibilità, soprattutto per esempio stanziando già il budget, 350 milioni per la regione, 900 milioni per quanto riguarda il governo, per cominciare a fare le opere per farla accadere. Quindi è trasformazionale anche perché, indipendentemente dall'assegnazione che sarà a metà del 2026, noi stiamo già lavorando come se ci fosse, e il fatto di essere già in questa proiezione ci porta a cambiare, ci porta a migliorare, ci porta ovviamente a confrontarci in un contesto che comunque sta diventando più moderno. E parlerà anche sardo, tra l'altro, questo telescope, no? Parlerà sardo, e questa è ovviamente una possibilità incredibile per le nostre università, per il fatto di poter ovviamente crescere una nuova classe di scienziati che possano ovviamente occuparsi direttamente nel loro territorio di temi come appunto la ricerca scientifica e anche le ricadute su filiere che sono per noi importanti. Io penso per esempio alla Blue Economy, alla nautica, che sta diventando la prima economia della regione in termini di filiera. Ecco, questa ricerca incredibilmente avrà delle ricadute anche sulle filiere, avrà ricadute anche sulle imprese, e ovviamente avrà anche la possibilità finalmente per la mia regione di poter incidere su quelle che sono le leve di competitività. Noi siamo un'isola e quindi ovviamente i temi energetici, i temi logistici, i temi legati alla ricerca di talenti e quindi di competenze sono temi che sono, ahimè, dolorosi nella misura in cui ci si confronta in un mondo che è sempre più connesso. Per esempio, una delle prime ricadute incredibili che ha avuto questo progetto è dotare la Sardegna come un anello di una rete a 1 terabyte, che ovviamente ci consente di essere anche un unicum, non soltanto in Italia ma in Europa, per quanto riguarda anche l'attrazione per nuove imprese tecnologiche, nomadi digitali, e quindi un mondo che per noi è come dire, di vocazione, nella misura in cui la tecnologia va oltre l'insularità. La tecnologia non ha bisogno ovviamente di strumenti se non l'intelletto, ed è molto democratica da questo punto di vista, valica il mare, quindi vogliamo investire su questo in maniera molto importante. Anche per... Non solo turismo, anche perché insomma quando parliamo di Sardegna poi è ovviamente inevitabile sempre, no, il mare più bello del mondo, il turismo, ma insomma credo che la Giunta Todde punti anche ad altro, non solo al turismo, no? E lo stava anticipando. Noi parliamo di un'azienda, di un'isola turistica, ma in realtà il turismo in Sardegna fa l'8% del PIL, quindi se dovessimo vivere di turismo avremmo una vita grama, per cui ovviamente bisogna crescere, dobbiamo ovviamente sviluppare sempre di più un turismo di qualità e fare in modo che possiamo crescere. Noi l'anno scorso, nel 2024, abbiamo avuto un record di presenze, 4 milioni di arrivi che si sono trasformati appunto in 19 milioni di presenze in termini di permanenza. Questo ovviamente ha avuto un impatto sull'economia, ma dobbiamo ovviamente investire molto di più relativamente alla ricettività, relativamente alla valorizzazione dei nostri beni culturali che sono unici, la valorizzazione e soprattutto i trasporti, il fatto che le persone si possano muovere liberamente, che è uno dei temi ovviamente più critici, soprattutto relativamente ai trasporti interni. E poi dobbiamo puntare su quella che è la nostra vocazione, non solo alla Blue Economy, ne parlavo prima, ma anche per esempio alla trasformazione agroalimentare. Noi siamo un contesto che ha molta possibilità da questo punto di vista, siamo la terza regione in termini di estensione, 24.000 km quadrati, eppure in termini come dire, ugualmente di PIL la nostra agricoltura, il nostro allevamento portano il 4%, quindi abbiamo veramente moltissimo da fare, tanto voglio dire da come dire, trasformare e soprattutto utilizzare quella che è possibilmente una crisi in questo momento, che è il passaggio generazionale, soprattutto per quanto riguarda le imprese agroalimentari, invece in un'occasione di modernizzazione e guardare anche finalmente con un contesto che i giovani vedono naturalmente, il fatto di fare rete, lavorare all'interno di contesti più grandi e sapersi valorizzare al meglio. In questo senso Piemonte e Veneto veramente hanno molto da insegnarci. Grazie.
al Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. Abbiamo ancora un paio di minuti, Gaia, vorrei approfittarne per un'ultimissima Sì. e rapida domanda proprio alla Presidente Todde. Si è parlato di nucleare, il Ministro Pichetto Fratin ne ha accennato, ne ha parlato anche il Presidente Cirio. Lei ricordava le grandi qualità della sua Regione dal punto di vista ambientale. Qual è la posizione sua, Presidente, della sua Regione in merito alla possibilità di utilizzare questa fonte energetica? Ma intanto io credo che sia importante parlare di energy mix, il Ministro lo fa spesso e non bisogna essere ideologici, quindi quello che dal mio punto di vista è importante è riuscire a capire ogni regione che cosa deve fare. Io parto da un principio, ho ereditato un piano energetico vecchio più di 10 anni perché veniva dal 2014, poi è stato rinnovato nel 2016, ma in realtà ha proprio necessità di essere rivisto visto che il mondo è completamente cambiato dal 2016 ad oggi. Noi abbiamo 2 centrali a carbone, abbiamo ovviamente grossi investimenti in rinnovabili, abbiamo un idroelettrico che è potenziale per quanto riguarda la nostra regione, che viene sottoutilizzato nella misura in cui siamo una delle regioni più infrastrutturate dal punto di vista dei bacini, ma non produciamo molta energia elettrica appunto dalla gestione dell'acqua. Quindi bisogna veramente utilizzare tutte le leve possibili per fare in modo che anche il gas, che noi consideriamo energia di transizione, abbiamo una discussione aperta proprio con il Ministero dell'Ambiente e col Ministro Pichetto Fratin da questo punto di vista, speriamo di chiudere velocemente, è proprio per il fatto di riuscire a utilizzare tutto quello che è necessario per poter finalmente rendere competitiva anche dal punto di vista energetico la mia regione. Il nucleare, noi chiaramente vogliamo un nucleare che possa essere pulito. Io quando ero sottosegretario e viceministro al Mise ho investito sul quasi 500 milioni sulla fusione, quindi ovviamente non c'è nessuna preclusione ideologica. Certamente c'è molta preoccupazione per quanto riguarda la gestione delle scorie, c'è molta preoccupazione per quanto riguarda le tecnologie. Certamente se ci dobbiamo in questo momento confrontare su un nucleare diciamo di seconda generazione, quindi la tecnologia esistente, noi avremo ovviamente preclusioni. Se ci sono tecnologie che ci consentono di migliorare la gestione delle scorie, la gestione ambientale, io non ho nessuna preclusione ideologica, non potrei, vengo da quel mondo, quindi insomma, onestamente anch'io, come diceva il Presidente Cirio prima, ho una sola faccia e quindi bisogna discuterne in maniera corretta, non ideologica, però ovviamente anche attenta nei confronti di un ambiente che è unico, che io ho il dovere di difendere. Grazie. Allora, noi ringraziamo i relatori di questo primo panel, li invitiamo ad accomodarsi in platea. Grazie. Grazie ancora. Grazie a tutti. E invitiamo a raggiungerci sul palco i protagonisti del secondo momento di questa mattinata, il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ci sta raggiungendo, Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata, e il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano. Vi aspettiamo qui sul palco, così partiamo con il secondo panel, la governance multilivello per un coordinamento più efficace tra Stato e Regioni. E questo poi è il panel, Alessandro, conclusivo di questa terza e ultima giornata. Dicevi che attendiamo Piantedosi in arrivo, Piantedosi, no? Beh, intanto partiamo e poi quando ci raggiunge... Eccoci qua. Un piacere. Piacere, buongiorno, prego, benvenuti. Sì, queste 3 giorni è stata così, a parte oggi. Prego, dove volete? Qui, Prego, prego. Presidente, grazie, buongiorno. Partiamo nell'attesa che arrivi il Ministro dell'Interno Piantedosi. Io partirei ovviamente con il Ministro Zangrillo, il Ministro per la Pubblica Amministrazione. Ministro, in questi giorni, anche c'erano i tavoli ieri, si è parlato molto ovviamente delle eccellenze, no? Era uno dei tavoli principali, una delle aree tematiche principali di questa 4ª edizione di questo festival che vi vede tutti qui presenti oggi. È un tema che è legato a doppio filo con l'attrattività dei talenti. Ecco, credo che ci si stia facendo molto su questo tema e che insomma il Ministero
sia molto impegnato. A che punto siamo? Bene, buongiorno. Intanto grazie a Massimiliano Fedriga per questa bella manifestazione e naturalmente a Luca Zaia che ci ospita nella sua meravigliosa regione. Ma dunque il tema dell'attrazione dei talenti è un tema che evidentemente riguarda tutte le organizzazioni e non è esclusa la pubblica amministrazione. Noi abbiamo un percorso da realizzare molto complesso ma anche direi affascinante, che è quello di cercare di dotare la pubblica amministrazione, che è la più grande organizzazione italiana, di tutte quelle competenze che servono per essere sempre più vicini ai bisogni e alle aspettative dei nostri utenti, cittadini e imprese. Abbiamo dovuto affrontare una situazione non semplice, perché la pubblica amministrazione ha vissuto gli anni dal 2010 al 2020 con il blocco del turnover. Questo ha comportato la perdita dal punto di vista quantitativo di tantissime risorse, sono uscite 300.000 persone in quel periodo, abbiamo aumentato l'età media dei nostri dipendenti da 43 anni a 51 anni e diciamo ne ha risentito anche l'immagine generale della pubblica amministrazione, che già comunque risentiva di un racconto, di una narrazione che è quella dell'organizzazione che ha come sua principale virtù quella del posto fisso. Ecco, io sto combattendo questo scenario, perché non credo che questa narrazione aiuti ad essere attrattivi. Noi abbiamo bisogno di nuove generazioni, abbiamo bisogno di generazione Z, abbiamo bisogno di generazione alfa, quindi abbiamo bisogno di presentarci come un'organizzazione che è capace di avere un'immagine di organizzazione attrattiva, di essere un best place to work. E dunque che cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato su più fronti. Il primo fronte è quello del reclutamento. Io sono arrivato con una situazione che prevedeva la durata media dei concorsi pubblici di 780 giorni. Quindi pensare di attrarre dei giovani impiegando più di 2 anni per inserirli, diciamo che è una mission impossible. Quindi abbiamo digitalizzato le nostre procedure concorsuali, oggi esiste un unico portale per entrare in contatto con la pubblica amministrazione, per partecipare ai concorsi della pubblica amministrazione, e questo ci ha consentito, la digitalizzazione dei percorsi ci ha consentito di accorciare i tempi. Oggi la durata media dei concorsi pubblici è di circa 150 giorni. Per me è ancora tanto, però abbiamo fatto già un passo importante. Il secondo tema assolutamente rilevante è quello della formazione. Viviamo un'epoca straordinariamente complessa anche dal punto di vista dell'innovazione tecnologica. Questo ci costringe a ripensare al profilo di ciascuno di noi dal punto di vista delle competenze di cui disponiamo, questo per essere connessi col mondo nel quale siamo immersi. Pensate che alla fine del 2022 il tempo medio dedicato alla formazione dei dipendenti pubblici era di 6 ore all'anno, quindi di nuovo una situazione assolutamente inadeguata rispetto alle sfide che dobbiamo affrontare. Anche su questo tema stiamo lavorando con grande intensità, abbiamo avviato un portale Syllabus, un portale digitale che consente a tutte le amministrazioni di poter disporre di uno strumento per la formazione delle proprie persone. Sono iscritte oggi 9.000 amministrazioni a questo portale, abbiamo più di 500.000 dipendenti che lo stanno utilizzando ormai in maniera diciamo puntuale e ricorrente, e questo ci ha consentito tra il 2023 e il 2024 di alzare il tempo medio dedicato alla formazione delle nostre persone a 24 ore. Poi, insieme a un'eccellenza della pubblica amministrazione che è la Scuola Nazionale di Amministrazione, vedo qui in platea la Presidente Severino, che voglio ringraziare per lo straordinario lavoro che insieme stiamo facendo. Con la Scuola Nazionale di Amministrazione abbiamo avviato un percorso di attenzione verso i territori, abbiamo già avviato 6 poli formativi territoriali, sono degli hub con i quali forniamo formazione ai nostri dipendenti pubblici in un ecosistema che coinvolge università del territorio, coinvolge il Dipartimento di Funzione Pubblica, la Scuola Nazionale di Amministrazione, il sistema impresa, le associazioni
amministrazioni di categoria, quindi diciamo un luogo di formazione importante, un punto di riferimento importante per i nostri dipendenti. E poi un altro passaggio importante che stiamo realizzando, che attiene più specificatamente proprio alla gestione delle persone all'interno della nostra organizzazione, stiamo lavorando sul merito. La pubblica amministrazione ha bisogno di dotarsi di strumenti che consentano alle nostre persone di essere misurate per quello che fanno e di essere premiate per quello che fanno. E quindi insomma anche su questo ho presentato un disegno di legge che per la prima volta nella storia della pubblica amministrazione italiana prevede la possibilità per i dirigenti di avere un ruolo primario nella gestione delle proprie persone e nella promozione delle proprie persone. Oggi questo non esiste, nella pubblica amministrazione oggi si fa carriera per concorso e quindi se vuoi migliorare la tua posizione economica o se vuoi passare di fascia devi partecipare a un concorso e vincerlo. Io penso che questo sia un sistema non sufficiente, non adeguato, perché noi abbiamo la necessità di avere dei dirigenti che si occupano delle proprie persone. Se noi vogliamo far crescere il valore della pubblica amministrazione dobbiamo lavorare sul capitale umano e quindi abbiamo bisogno di dirigenti che sentano la responsabilità della gestione delle persone come una loro priorità. Ecco, ho descritto questo scenario per dire che cosa? Per dire che stiamo passando da una immagine della pubblica amministrazione che è il luogo del posto fisso, quello che raccontava Checco Zalone nel famoso film, a una immagine di pubblica amministrazione, alla costruzione di una pubblica amministrazione che invece è un'organizzazione ambiziosa, che vuole attrarre le persone e che quindi è in grado di offrire formazione, è in grado di offrire percorsi di carriera che poi si traducono anche nella possibilità di crescere dal punto di vista delle responsabilità e quindi il merito e non ultimo diciamo che dal punto di vista sempre della gestione delle persone una pubblica amministrazione che è capace di adottare e di utilizzare un welfare aziendale che consente alle nostre persone di avere un corretto equilibrio tra l'impegno professionale e la vita personale. Tutto questo che cosa ci ha consentito di fare per essere concreti? Perché poi tutto quello che vi ho raccontato ha un senso se poi lo traduciamo in cose che accadono. Questo ci ha consentito tra il 2023 e il 2024 di inserire nella pubblica amministrazione 350.000 persone, di questi più della metà hanno meno di 40 anni. Pensate che soltanto nel 2024 noi abbiamo messo a bando 22.300 abbiamo bandito 22.300 concorsi, abbiamo messo a bando 360.000 posti di lavoro e abbiamo ricevuto 1.400.000 candidature. Questo vuol dire che la pubblica amministrazione è ancora un'organizzazione attrattiva. Ma Ministro, adesso è notizia di ieri dei 400.000 nuovi posti, nuovi no? posti, proprio esattamente. 409.000 mi pare. Esattamente. Adesso la sfida ulteriore è quella di fare un passo in avanti dal punto di vista della capacità di utilizzo delle nuove tecnologie, mi riferisco soprattutto all'intelligenza artificiale, perché attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale possiamo non solo migliorare significativamente e quindi proseguire nel miglioramento dei nostri processi rendendoli più semplici, più efficaci, più rapidi, ma in più diciamo che questo ci consente di avvicinarsi sempre di più ai cittadini e stiamo utilizzando l'intelligenza artificiale in tanti progetti che ci stanno dando soddisfazione. Per cui sostanzialmente io dico che stiamo creando un contesto che effettivamente crea le condizioni affinché i giovani talenti possano vivere la nostra pubblica amministrazione non più come luogo del posto fisso, ma come un'organizzazione effettivamente attrattiva. Velocissimi, interrompiamo perché è arrivato il Ministro dell'Interno Piantedosi, un applauso e si accomoda qui con noi per il talk, l'attendevamo, grazie, non si preoccupi, è sempre colpa nostra. Prego. Signor Ministro, benvenuto. Prego, benvenuto. E dicevamo sicuramente un'immagine, come dire, più contemporanea, no? Della pubblica amministrazione, certamente più attrattiva per una fascia più giovane d'età perché venga percepita in modo differente. Su questo state lavorando. In chiusura velocemente anche sugli enti locali, però parliamo proprio in questi giorni, no? Di enti locali. Che cosa state facendo?
Beh, insomma, gli enti locali sono una parte essenziale della pubblica amministrazione. Io quotidianamente ripeto ai miei collaboratori, alle persone con le quali lavoro nel mio ministero a Roma, quindi nel meraviglioso Palazzo Vidoni, continuo a ricordare loro che la pubblica amministrazione è innanzitutto e soprattutto enti locali, enti territoriali. Il rapporto diretto con i cittadini ce l'hanno i sindaci, ce l'hanno i presidenti di regione, ce l'hanno gli assessori che lavorano sui territori, e quindi noi dobbiamo dare grande attenzione agli enti territoriali. Quindi sul rapporto con gli enti territoriali noi abbiamo avviato nel 2023 un progetto che si chiama Facciamo semplice l'Italia, e cioè un progetto la cui finalità è quella di cercare di scomporre un po' tutto quell'insieme di norme, di regole, di procedure che disciplinano il nostro rapporto con gli enti territoriali e con i cittadini, e lo vogliamo fare insieme a loro. E infatti abbiamo un tour in giro per l'Italia dove incontriamo le regioni, incontriamo le istituzioni territoriali, incontriamo le associazioni di categoria, incontriamo i rappresentanti delle imprese e realizziamo la semplificazione insieme a loro. Ma quel processo di ringiovanimento della pubblica amministrazione, quindi di attrazione di talenti, riguarda anche gli enti territoriali, che, lo voglio dire, vivono una condizione di difficoltà. Mi viene in mente banalmente dal punto di vista salariale. Oggi abbiamo accumulato negli ultimi 20 anni una distanza tra i trattamenti retributivi delle persone che lavorano nei ministeri centrali e quelli degli enti territoriali, cosa che evidentemente non fa bene agli enti territoriali, perché le persone poi entrano nella pubblica amministrazione degli enti territoriali e la loro ambizione è quella di trasferirsi in luoghi dove vengono gestiti meglio. Ecco, l'ultimo decreto che è stato pubblicato in Gazzetta qualche giorno fa prevede proprio per gli enti territoriali la possibilità attraverso la retribuzione accessoria di incrementare le retribuzioni dei dipendenti degli enti territoriali per ridurre questo gap. E tutto il tema poi del reclutamento è un tema importante che riguarda soprattutto gli enti territoriali. In questo stesso decreto abbiamo previsto la possibilità di inserire nella pubblica amministrazione i ragazzi che provengono dagli ITS Academy, cosa che non era possibile fino a ieri, perché per entrare con il ruolo di funzionario nella pubblica amministrazione c'è bisogno del diploma di laurea. Col decreto che abbiamo approvato qualche giorno fa diamo la possibilità ai giovani che vogliono entrare a lavorare nei comuni, nelle amministrazioni territoriali, di poter entrare con il ruolo di funzionario e poter poi essere accompagnati nei 36 mesi successivi per l'acquisizione del diploma di laurea, utilizzando il nostro strumento che è PA 110 Lode, che dà la possibilità ai dipendenti pubblici di essere aiutati da un punto di vista economico nel frequentare i corsi all'università e nel poter acquisire il diploma di laurea. Quindi insomma diciamo che un'attenzione particolare la dobbiamo agli enti territoriali, perché sia dal punto di vista delle competenze di cui devono disporre, sia dal punto di vista delle condizioni di gestione del personale, dobbiamo garantire una situazione che eviti quella mobilità tra amministrazioni, che non è legata a questioni di tipo professionale, ma soprattutto alla possibilità di ricercare un posto di lavoro meglio gestito rispetto ad altri. Grazie. Grazie al Ministro Zangrillo. E noi proseguiamo col parlare di enti locali con il Ministro Matteo Piantedosi. Parliamo di riforma del testo unico degli enti locali. La prima riforma repubblicana, vado a memoria, riguardo gli enti locali risale al 1990, quindi un po' datata. In quella circostanza la Corte Costituzionale aveva definito le norme ivi contenute come, aveva definito le regioni attraverso quelle norme come centro propulsore di coordinamento degli enti locali, appunto. È una definizione che lei ritiene ancora attuale, signor Ministro? Allora, sicuramente sì. Ovviamente bisogna fare delle specificazioni. Dal mio punto di vista noi dobbiamo tenere conto che il sistema delle autonomie locali, il sistema degli enti territoriali, l'ordinamento degli enti territoriali è stato sempre l'unicità del sistema degli enti locali, è stato sempre uno dei tratti caratterizzanti anche dell'unità
ordinamentale del nostro Paese. Basti pensare che una delle leggi di unificazione del Paese del 1865, se non ricordo male, la 2248, fu destinata proprio all'unificazione dell'ordinamento delle autonomie locali. Ovviamente sono passati più di 150 anni, quindi è giusto, 160 anni, quindi è giusto avere considerazioni diverse e filtrare tutto questo alla luce di quelli che sono stati i pronunciamenti successivi, da ultimo della Corte Costituzionale. Noi oggi abbiamo un ordinamento che, come si conviene ad una società evoluta, democratica, secondo anche insegnamenti che sono stati in qualche modo diffusi negli anni, no? di maggiore avvicinamento dei processi decisionali ai cittadini, in assoluto parallelismo a quelle che sono le maggiori evoluzioni anche democratiche che il nostro Paese ha avuto nel tempo, e quindi abbiamo questo sistema che, diciamo, di governo multilivello, diciamo così, perché allo Stato si è aggiunto il sistema regionale, il sistema delle città metropolitane, delle province, dei comuni, con tutte le variazioni non sempre organiche che sono state fatte. Da qui anche il nostro intendimento di provare a rimettere mano a un testo di legge delega di riforma del sistema delle autonomie locali, anche per ridare organicità un po' a tutto il sistema e fare tesoro di quello che è successo nel frattempo. Quindi, data questa visione che comunque deve tendere all'unitarietà del nostro sistema, della nostra democrazia, delle nostre istituzioni, il pronunciamento che è avvenuto nel 91 della Corte Costituzionale ha un grandissimo valore anche di attualità. Le regioni non solo sono enti di amministrazione attiva di grande importanza, come la storia dimostra, ma possono svolgere un ruolo molto importante di snodo tra il livello centrale e il livello territoriale, proprio per rappresentare quel giusto punto di equilibrio tra quegli elementi di coesione sociale, obiettivi di coesione sociale che devono essere assolutamente condivisi su tutto il territorio nazionale, e nello stesso tempo fare tutto questo attraverso la valorizzazione delle specificità territoriali. Credo che sia rinvenibile anche proprio nelle definizioni usate in quella sentenza della Corte Costituzionale, che parlava di promozione e di coordinamento, quindi a sua volta anche probabilmente la Corte Costituzionale, peraltro in un'epoca molto particolare di affermazione crescente del regionalismo, volle indicare che il ruolo anche da questo punto di vista poteva essere di incoraggiamento, di sollecitazione, di promozione, mai di prescrizione e di imposizione dall'alto. Questo anche per evitare quello che a volte si tende a definire poi la sostituzione di un centralismo nazionale con un centralismo regionale. Quindi le regioni possono, debbono e fanno, e devo dire, un ruolo molto importante di promozione di tutte le formule di creazione, diciamo, di sollecitazione di quella che è l'unitarietà del sistema delle autonomie territoriali. Lo fanno non in una posizione che noi dobbiamo immaginare, come dire, quasi gerarchica, sovraordinata rispetto al sistema delle autonomie territoriali, ma valorizzando quelle che sono le specificità dei singoli territori regionali che compongono la nostra nazione. Credo che questo possa e debba essere ulteriormente sviluppato. Ci sono opportunità che questo governo sta portando avanti, a parte l'ipotesi che noi possiamo andare avanti sulla proposizione di un testo di riforma del sistema delle autonomie locali, ma anche tutto quello che si sta facendo sul tema dell'autonomia differenziata, ispirata a questo principio di valorizzazione del sistema regionale come sistema anche di promozione ed impulso a quello che sono il coordinamento delle autonomie territoriali. E ovviamente tutto questo deve fare sempre salvezza, e quindi la grande sfida è sempre trovare il giusto punto di equilibrio, a proposito di quello che dicevi in apertura, cioè gli obiettivi condivisi finalizzati alla coesione sociale, alla coesione istituzionale, quello che un ministro dell'interno non può che vedere anche in relazione a quelli che sono i temi dell'ordine pubblico, intesi come complesso di beni giuridici fondamentali, interessi pubblici primari che contraddistinguono la civile convivenza e che non possono, nella logica di unitarietà del Paese, che essere uguali su tutto il territorio nazionale. Quindi ci sono anche delle funzioni che non sono frammentabili, non sono, a mio modo di vedere, oggetto, non tutto, ecco, può essere delocalizzato, regionalizzato, federalizzato, ma ci sono delle funzioni che lo Stato deve mantenere molto salde nelle sue mani e che deve filtrare attraverso questo ruolo delle regioni nella proposizione sui territori. Io credo che abbiamo i requisiti culturali, diciamo così, per andare avanti anche su questo tipo di proposizione. Noi ipotesi di riforma del sistema delle autonomie locali l'abbiamo messa in campo nello studio e stiamo
completando un po' quelli che sono i confronti, perché anche su questo è legittimo avere posizioni, come dire, divergenti su alcune singole rifiniture, ma anche per fare tesoro di alcune esperienze degli ultimi tempi che impongono di rivedere alcuni istituti, di mettere a sistema degli interventi settoriali che negli anni si sono sedimentati. Se ci sono qui amministratori locali, sindaci, sanno, c'è il problema per esempio della rivitalizzazione di istituti come quello dei segretari comunali, delle normative che disciplinano il dissesto finanziario dei comuni, c'è il tema delle normative che presidiano i requisiti di legalità e quindi anche quello che riguarda le infiltrazioni dei comuni da parte della criminalità organizzata e quindi la creazione di modelli più forse confacenti a quell'equilibrio che va trovato tra l'affermazione della legalità ma la salvaguardia dei meccanismi di democrazia. Insomma, tutto questo cerchiamo di farne tesoro e sono in questa ipotesi di lavoro che cercheremo di finalizzare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Ecco, in questo contesto che lei ha descritto molto, molto bene si inserisce anche il recente, l'ultimo milleproroghe che abolisce le sanzioni ai piccoli comuni che non si associano, che non si mettono insieme per svolgere le funzioni fondamentali per le comunità che amministrano. Lei a questo riguardo pensa che le regioni possono in qualche modo spingere? Non solo possono, probabilmente debbono. Si lega un po' alla risposta che ho dato alla prima domanda, al primo tema che abbiamo trattato. Il modello di rapporto tra livelli di governo, tra vari livelli di governo, ma in generale tra le varie istituzioni, deve essere sempre più improntato alla leale collaborazione, alle azioni di promozione, di coordinamento e non le imposizioni. Ecco perché si è rivelato poi antistorico ed è stato soppresso questo riferimento alle adesioni obbligatorie, no? Alle forme di gestione associata e quindi dopo 15 anni credo che insomma erano state in qualche modo imposte, si sono ritenute superate e le dico per esempio noi in quello che è l'ipotesi di proposta di un disegno di legge delega di riforma del sistema delle autonomie locali viene consolidato anche questo principio, quindi nessuna imposizione su quelle che sono formule che hanno anche un loro senso da un punto di vista meramente economico, diciamo così. Io guardi, ho avuto un'esperienza particolare da prefetto di territorio di una piccola provincia, uno dei primi incarichi a Lodi, in cui fui interessato dal sindaco di un piccolo paese che aveva solo poco più di 60 abitanti e di cui si prospettava all'epoca, parliamo di più di 15 anni fa, prospettava la fusione, quindi l'abolizione della municipalità e la fusione. Questo sindaco venne da me e mi propose una visita nel suo comune e mi rappresentò le ragioni storiche che erano dietro all'aspirazione, pur essendo un comune di 60 abitanti, del fatto di mantenere la dignità di municipio in qualche modo. Ovviamente tutto questo doveva conciliarsi con le esigenze di razionalizzare quelli che erano i sistemi di governance, diciamo, dell'ente così piccolo. Quindi voglio dire, non sempre le ragioni legate al risparmio, che pure va perseguito, all'economicità, all'efficienza, l'efficienza senz'altro, l'economicità, diciamo, della gestione dell'ente debbono costituire l'unico riferimento per una visione ordinamentale, ma ci deve essere anche una visione che si lega anche alla storia, no, delle istituzioni. Per cui, ecco, torno al discorso, peraltro c'era stata un'anticipazione nell'ordinamento recente, uno dei primi atti proprio del governo Meloni è stato l'approvazione del decreto legislativo sulla riforma del sistema dei servizi pubblici locali, dove anche lì, in linea con questa promozione e non imposizione di forme di aggregazione, è stato sancito che per esempio le forme di definizione degli ambiti di gestione dei servizi pubblici locali in rete fossero preferibilmente attestate a livello regionale, ma che le regioni dovessero promuoverle secondo intese con gli enti territoriali beneficiari e secondo quindi dinamiche di concertazione e di condivisione, non certo di imposizione, o anche il fatto di prevedere per quello che sono la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica l'attestazione preferibile sul livello, sulla dimensione delle città metropolitane, ma sempre in una logica di dare un'indicazione, quindi un'ipotesi di lavoro, ecco, per le quali le regioni possono svolgere un ruolo fondamentale per coordinare questo tipo di confronto con i beneficiari finali che sono i territori ricompresi nella propria regione, ma non diciamo in termini di prescrizione. Credo che sia pienamente giusto, condivisibile, e anche questo sarà rafforzato se andremo avanti anche con altro tipo di riforme, perché in una democrazia avanzata, quale è anche definibile il nostro Paese, sicuramente queste forme tese a valorizzare anche la responsabilità degli amministratori, il fatto di rilevare il fabbisogno dei territori
ex parte populi e non ex parte principis, quindi è importante che questo sia sempre importante, cioè fare questo tipo di valutazioni secondo quelle che sono le rilevazioni che si fanno sui fabbisogni sui territori e non sull'esigenza poi di dare soddisfazione ad un livello di governo piuttosto che un altro nella logica di chi lo gestisce. Se riusciremo a fare, come credo che ce ne siano tutti i presupposti, questo tipo di operazione, credo che avremo fatto un buon lavoro. Grazie Ministro. Grazie a lei. Grazie al Ministro Piantedosi. Io darei la parola a questo punto, Alessandro se sei d'accordo, al Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Arne Kompaczer, anche perché insomma sicuramente l'Alto Adige rappresenta l'esempio, no, eclatante dell'unicità, della specificità di un territorio unico in cui convive il multilinguismo, la multiculturalità, anche in modo molto insomma, edificante. Però un passaggio alla cronaca lo devo fare perché insomma tutti abbiamo visto quell'immagine della nuova sindaca di Merano, Katharina Zeller del Südtiroler Volkspartei, ich spreche ein bisschen Deutsch, che insomma al momento dell'insediamento, del passaggio di consegna, ha tolto quasi subito la fascia tricolore, poi ha detto abbiamo malinterpretato perché c'è una tradizione in Alto Adige di indossare il medaglione, però ha sbagliato? Beh, ha reagito in modo scomposto sicuramente, però bisogna evitare di caricare questo episodio con interpretazioni e contenuti di carattere ideologico, etnico e altro, perché non è il caso. Chi conosce Katharina Zeller sa che è una persona apertissima, cosmopolita, plurilingue e volerla dipingere come anti-italiana è proprio una cosa assurda, anzi ha fatto una campagna elettorale proprio perché voleva diventare la sindaca di tutti e di tutte. L'episodio era collegato più a un modo forse anche un po' prepotente del suo predecessore con cui ha un rapporto difficile, di non solo investirla ma di vestirla e lei era un attimino infastidita da questo atteggiamento che era un po' quello dell'old white man verso la ragazza giovane, ti dico come si deve fare, e lei non voleva sentirsi essere trattata con la ragazza, cioè non c'entra il tricolore, non c'entra spazziamo questa idea e lei l'ha spiegato anche bene. Senta, approfitto proprio nella sua presenza, perché molte volte purtroppo la questione, tanto più in una realtà a statuto autonomo speciale, viene percepita l'autonomia in modo, come dire, quasi una caratteristica che va a frammentare. In realtà bisognerebbe percepirla nel modo contrapposto, ovvero in una visione di unità nazionale, ognuno secondo le sue caratteristiche, peraltro nel pieno rispetto della Costituzione. Ma come si fa a farlo capire? Perché in realtà molti faticano a capire questo, no? Lo si fa capire coi fatti, credo che lo abbia fatto come sempre in modo autorevole il Presidente della Repubblica, ricordandoci proprio il passaggio della Costituzione che chiarisce che unità e autonomia non sono in contrapposizione, no? Anzi la Repubblica unita promuove le autonomie e perché lo fa? Perché così si amministra meglio e credo che, lo dico con un certo orgoglio anche, che la nostra regione, la provincia autonoma di Bolzano in particolare, sia anche la dimostrazione di questo. Cioè, al di là del fatto che noi l'autonomia l'abbiamo ricevuta perché è anche strumento di tutela delle minoranze e ha delle misure, prevede delle misure specifiche, anche di salvaguardia della cultura, delle tradizioni, della lingua, dei gruppi minoritari. Però per il resto è un'autonomia che dà anche una propria legislazione e amministrazione al territorio. Noi eravamo negli anni 60-70, l'ho ricordato anche il ministro Calderoli, ancora terra di emigrazione, poverissimo, basato soprattutto sull'agricoltura, non c'era niente, la gente emigrava verso l'Austria e la Germania in cerca di lavoro. Oggi siamo tra i contributori netti, le poche regioni che lasciano residuo fiscale importante, sono più di 2.000 euro pro capite che lasciamo come residuo fiscale per contribuire all'abbattimento del debito pubblico nazionale e lo diciamo con orgoglio proprio, questo l'autonomia ci ha permesso di adottare una legislazione adeguata alle esigenze specifiche del territorio, evitando lo spopolamento delle zone rurali, promuovendo l'artigianato, il turismo, la piccola industria, i servizi e ovviamente realizzando le infrastrutture necessarie. L'autonomia, se
esercitata, interpretata, diciamo, in modo di un autogoverno responsabile, alla fine non premia soltanto il territorio interessato, ma il sistema paese. Questa è l'idea della sussidiarietà, no? Per quello va interpretato in tal senso, e spesso poi parliamo di questa leale collaborazione. A me sembra che spesso purtroppo sia interpretato come non farsi del male a vicenda, no? Questo non basta. Bisogna davvero collaborare, cercare di darsi una mano, cioè di aiutarsi a vicenda, di permettere, diciamo, sempre alle altre entità, diciamo, nel quadro delle istituzioni costituzionali, di fare il meglio per i cittadini. È stato detto che non deve servire al principe, no? Cioè, l'ha detto il ministro Piantedosi. Abbiamo avuto l'esempio del PNRR. Ahimè, io dico che purtroppo è andata male, perché c'era l'idea di sostituirsi alle regioni, anche perché forse qualche regione faceva fatica a gestire i fondi europei, quelli strutturali, però ci sono tante regioni che sono riuscite negli anni sempre di spendere il 100%, posso dire noi anche più del 100%, perché abbiamo recuperato anche fondi che spettavano altri. Sostituendosi, alla fine cos'è che è successo? I ministeri sono stati investiti di un compito a cui non erano abituati e forse neanche preparati. Siamo arrivati a investimenti di tipo investimenti di pioggia, no? Cioè piccoli investimenti con i comuni, ma soprattutto credo che sia successa una cosa: non sono state fatte le cose strategiche, proprio che di aree vaste che portano avanti un territorio intero, diciamo, una grande frammentazione dei singoli interventi, e alla fine questo non ha premiato, cioè vanno diciamo, queste cose svolte insieme, in un quadro ovviamente definito dal governo, ci mancherebbe, con le destinazioni ben predefinite, però secondo me sarebbe stato meglio anche sfruttare questa grande esperienza che noi abbiamo con i fondi strutturali europei, dove da decenni sono le regioni a gestirle. Noi che abbiamo per esempio anche il coordinamento dei comuni, cioè l'ordinamento dei comuni, il finanziamento dei comuni, le nostre prerogative, come aveva detto il ministro Piantedosi, noi stiamo incentivando, anche noi abbiamo il tema dei piccoli comuni, stiamo incentivando sia le fusioni dei comuni ma anche la collaborazione tra i comuni, li stiamo incentivando con finanziamenti specifici che premiano i comuni che si indirizzano in questi percorsi, e lo stiamo facendo con grande successo. In Trentino ci sono stati decine e decine di fusioni proprio negli ultimi anni, e anche cooperazioni tra comuni che ovviamente migliorano poi le prestazioni per i cittadini. Il PNR invece c'era il progetto bandiera per le regioni. Questo proprio, diciamo, era un attimino l'espressione di quell'idea: diamo la bandierina ai presidenti di regione, così anche loro hanno un ruolo. No, questo credo che non sia il caso, perché io non ho bisogno di una bandierina che posso sbandierare per avere anche, diciamo, il mio progetto bandiera. Io avrei voluto invece, in collaborazione, in leale collaborazione col governo, cercare di mettere la struttura regionale / provinciale, nel nostro caso, a disposizione degli obiettivi del governo, che il governo giustamente ha concordato con l'Unione Europea e che ha definito, perché questo ovviamente spetta al governo, ci mancherebbe. Io credo che vada interpretato in tal senso. Io vedo ogni volta, ho detto, ci mettono nello stesso panel con il ministro Zangrillo, dove anche qui noi abbiamo per fortuna anche qui grande autonomia, anche per quanto riguarda la gestione, diciamo, degli uffici pubblici, dell'assunzione del personale, però vedo che ci stiamo muovendo di pari passo. Ogni volta imparo qualcosa e poi cerco di implementare anche in regione ciò che si sta facendo a Roma a livello centrale. Io vedo che gli obiettivi sono condivisi, perciò credo che dovrebbe essere facile avere un po' più di fiducia nel sistema. Abbiamo il vizio di spesso invece non fidarsi a vicenda, i controlli, no, diciamo, reciproci che stiamo anche svolgendo nelle rendicontazioni e altro, un po' di più di fiducia del sistema in se stesso, diciamo, e tra i vari enti e organi costituzionali, allora potremo sicuramente fare ancora meglio. Però io sono fiducioso, io noto che i passi li stiamo facendo, e anche nell'ambito di questo festival io ho sentito tante dichiarazioni che mi hanno anche, diciamo, in qualche modo soddisfatto. Se posso fare ancora una battuta sul terzo mandato, perché proprio questo volevo chiederle, perché insomma perché poi sta finendo il mio tempo. No, ecco. Questo bisogna chiederlo, nel senso che poi ieri abbiamo visto, no, questa
spaccatura, il Consiglio dei Ministri che ha impugnato il terzo mandato del suo vicino di casa, Fugatti, ecco, che cosa dice a riguardo? Al di là della valutazione politica, no? Perché un conto è la valutazione politica se ci serve un limite, se quello sia di 2, 3, 4 mandati, e poi la scelta diciamo del legislatore competente. Per quanto ci riguarda, noi siamo convinti che lo statuto di autonomia della Regione Trentino Alto Adige e Südtirol parli chiaro. Noi abbiamo questa prerogativa di decidere, perché il limite alla legge statutaria è un limite, diciamo, che è quello della Costituzione e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Non credo che il limite di mandato rientri in questi due limiti, perché la Costituzione non lo prevede, non ne parla. Io stesso ho introdotto il limite di mandato con legge provinciale, io stesso, vuol dire la proposta di disegno di legge portava la mia firma pochi anni fa, ma diciamo come idea di autotutela, anche di dire vabbè, secondo me sono 3 i mandati. Noi avevamo le elezioni in diretta addirittura. È la peculiarità della provincia di Bolzano, perché il presidente deve rappresentare, vuole rappresentare tutti i gruppi linguistici. L'elezione diretta potrebbe falsificare questo, creare diciamo, un problema, e perciò è il Consiglio, dopo la formazione della Giunta, che comunque deve contenere rappresentanti di tutti i gruppi linguistici, che a maggioranza poi e di tutti i gruppi linguistici sceglie il Presidente. Per questo noi abbiamo questa peculiarità e lo stesso Statuto prevede tutte queste possibilità, le prerogative. Noi siamo convinti che sul piano giuridico la legge, anche trentina, dovrebbe resistere. L'altro tema è la valutazione politica. Qui sul merito si può discutere, si può valutare, si possono fare ragionamenti del caso. Io credo che proprio l'elezione diretta non abbia bisogno di limiti, almeno non di limiti, diciamo, molto restrittivi, perché i cittadini sono abbastanza anche, come dire, adulti e in grado di poter scegliere. Grazie ad Arno Compaccer, il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, per le sue riflessioni e per aver anche, insomma, come dire, in qualche modo commentato quanto accaduto, che è abbastanza importante per quanto riguarda la cronaca e l'attualità. E allora direi che diamo la parola. Noi ci avviamo alla conclusione di questa mattinata di lavori. Prima di lasciare al Presidente Federica la parola per la sua relazione finale, una domanda al Presidente Bardi, grazie per essere qui con noi. Passiamo dal nord al sud, specificità, territori differenti, stessa necessità di collaborare tra enti locali e enti centrali, tra enti territoriali e enti centrali. Allora io le chiedo come si può rafforzare dal suo punto di vista questa collaborazione, quali sono gli ingredienti essenziali per renderla davvero efficace. Bene, intanto un saluto a tutti. Essere l'ultimo alla terza giornata e chiudere il panel mi mette un po' d'ansia, però voglio dire, mi fa piacere, soprattutto in una cornice così bella come questo teatro. Quindi io partirei intanto con un ringraziamento all'organizzazione. Io parlo con Massimiliano Federica, con Zaia. Lui diceva prima è più facile in una città come Venezia, con queste bellezze, poter organizzare questi eventi. Io ritengo però che se non c'è un'organizzazione perfetta alla base non è sufficiente avere, quindi un ringraziamento molto importante a quello che hai fatto e a quello che stai facendo. Poi, visto che sono stato tirato in ballo dal mio amico Cirio del Piemonte, dicendo il Presidente Bardi con la Basilicata ha il petrolio, io ho sentito lui che ha detto che ha una concorrenza di multinazionali sul territorio. Allora io proporrei uno scambio, potrei dare del petrolio, che mi mandi qualche multinazionale, perché sicuramente a quel punto, voglio dire, avrei una regione molto più moderna e progredita. Certo, è da dire che il petrolio non è la panacea, non risolve i problemi delle regioni, d'altro canto i problemi sono tantissimi e io soffro come regione di una situazione infrastrutturale molto deficitaria, che quindi risente di un periodo pregresso molto lungo. Stiamo facendo e stiamo portando avanti delle iniziative e credo, a questo punto mi riallaccio ai mandati, ce ne vorrebbero 5 per riuscire a vedere qualcosa, quindi non si parlerebbe più di terzo mandato, ma ce ne vorrebbero 5 per poter risolvere i problemi infrastrutturali. Però voglio dire, c'è sempre tempo per pensare a questo. Io credo che il tema, la domanda che mi ha posto è una domanda pertinente e molto importante.
La Costituzione fa riferimento a un modello che chiaramente vede da una parte le autonomie regionali che si fondono un po' con quello che è l'autorità nazionale. Autorità nazionale mutuando appunto per il sistema della sussidiarietà, della cooperazione, e quindi l'apporto che le regioni devono dare all'autorità statale è un apporto che deve essere un apporto costruttivo. Prima il sindaco della città ha fatto riferimento a una Venezia che è una città dei ponti. Io credo che il ponte che c'è e che è stato creato fra regione e Stato è il compito che i governi regionali devono porre sul territorio, perché il punto di riferimento importante a cui forse molto non si fa riferimento, ma che è il fulcro dell'azione, è il cittadino. Tutti, lo Stato, gli enti territoriali, le regioni, le province, i comuni devono avere come punto di riferimento il cittadino, deve rispondere alle esigenze, i governanti devono rispondere alle esigenze, ai diritti, alle aspettative che i cittadini vogliono. E credo che questo si realizzi nell'ambito della conferenza delle regioni in modo puntuale, perché nella conferenza di regioni è lo spazio giusto per costruire questi ponti. Prima la conferenza forse era considerata nel passato come un punto di consultazione che dava dei pareri che però non erano dei pareri poi molto probanti, ma soprattutto molto efficaci ed efficienti. Ora io ritengo, voglio dire, e questo non perché c'è qui presente Massimiliano Fedriga che è uno dei fautori di tutto questo, è diventato un centro di coprogettazione, nel senso la partecipazione attenta, continua delle regioni che dialogano con lo Stato centrale, ed è giusto che questo dialogo sia un dialogo costruttivo e soprattutto tenga sempre di vista il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. Il ministro Zangrillo prima ha fatto riferimento a una serie di provvedimenti che sta portando avanti lo Stato centrale. Il riverbero di questi provvedimenti sicuramente sarà positivo per tutte le regioni e io lo ringrazio per quello che tu stai facendo, perché è un'opera importante che consente a noi amministratori di trasferire questa volontà anche con delle leggi sui territori, perché i territori si attendono queste. E vorrei fare un riferimento a un caso concreto e poi chiudo per evitare di creare poi problemi per la lunghezza dell'intervento. Noi per la prima volta, io sono presidente della Commissione Sport, per la prima volta abbiamo avuto in Commissione la presenza costante di un rappresentante del Governo, che è il Ministro Abodi, che ha partecipato a tutte le commissioni che noi stiamo svolgendo sullo sport. Qual è stato il risultato? Un risultato positivo, un risultato lusinghiero. Fra poco il Presidente Fedriga firmerà un patto per lo sport, che è importantissimo perché risolverà tutta una miriade di problemi, ma soprattutto in una prospettiva non solo sportiva, ma di recupero, come si è detto ieri, anche di quelle che sono le aspettative dei nostri giovani, perché è ai nostri giovani, grazie allo sport, che vengono evitate che poi ci siano delle tendenze fuorvianti. Ma realizzeremo anche, sarà un caso, non perché io sia il Presidente, faremo il 19 giugno a Matera una rappresentazione itinerante che comincerà dalla regione Basilicata e poi sarà portata in tutte le regioni d'Italia, lo sport in regione, per mettere a conoscenza tutte le persone, a cominciare dai sindaci, dagli operatori, dai centri sportivi, di quello che sono gli strumenti finanziari cui poter attingere per favorire la promozione dello sport. Questo perché? Perché non tutti sanno quelli che sono, da un punto di vista
di proposte, ma soprattutto non mi viene adesso il termine, comunque di quello che può essere dato per lo sport, di indennizi che possono essere dati dallo sport, perché non si conoscono le normative. Noi lo porteremo sul territorio, faremo dei desk su tutti i territori in modo che tutti possano usufruire di questi strumenti finanziari. Credo che sia una importante risposta a quella domanda che lei mi ha rivolto, e soprattutto io ritengo che la collaborazione che viene fatta fra le regioni, visto che sono Presidente di Regione, e lo Stato, sia una collaborazione che deve essere sempre più pregnante, sempre più proficua, perché il territorio ha bisogno dello Stato, lo Stato ha bisogno delle singole regioni e del territorio. Grazie. Grazie Presidente. Noi chiudiamo questo panel ringraziando tutti i relatori, invitandoli ad accomodarsi in platea. Invitiamo sul palco il Presidente Fedriga per la sua relazione finale, ringraziando ancora la Conferenza delle Regioni e la Regione Veneto per l'ospitalità e l'invito a moderare questa mattinata di lavori, e Gaia ovviamente dando a tutti voi appuntamento al prossimo Festival delle Regioni che si svolgerà in Toscana nel 2026. Eccoci. Grazie Presidente. Prego. Adesso ho la mia ora e mezza di conclusione. Vabbè, intanto è doveroso prima di tutto ringraziare, e sono ringraziamenti che non leggo ma sento, e se permettete, prima della parte istituzionale, che ovviamente ringrazierò, io devo ringraziare tutte le persone di Regione Veneto e della Conferenza delle Regioni che hanno lavorato per questo evento, che sono i funzionari, i collaboratori, a partire ovviamente per quanto riguarda la conferenza della dottoressa Grillo, ma veramente tutti, non cito altri perché altrimenti farei torto a qualcuno, ma grazie veramente per il lavoro che avete fatto. Ringrazio ovviamente il Presidente Zaia per averci ospitato in queste giornate in una città straordinaria e splendida, in una regione altrettanto bella, e ovviamente il Sindaco Brugnaro che ci ha onorato la sua presenza prima con i saluti della città. Questa conferenza si conclude dopo aver ragionato insieme di tanti argomenti, di eccellenze, con un protagonista inaspettato. Io scusate, oggi poi non c'è la Presidente del Consiglio, quindi io parlo a braccio. Di solito devo sempre girare i discorsi prima. E il protagonista di stato è stato il terzo mandato, che non doveva essere il protagonista di questo festival, ma io uscivo e vi parlano solo di quello. Però vi dico che, come avete visto, i presidenti hanno sensibilità diverse, però secondo me è un esempio anche della capacità di dialogo che c'è, perché noi l'altro ieri sera con queste sensibilità diverse però abbiamo votato un documento unitario chiedendo al governo di fare un approfondimento sul tema del limite dei mandati. Per questo, attraverso il confronto che la conferenza rappresenta, penso si possano trovare quelle soluzioni che possano guidare il Paese in una grande alleanza istituzionale verso anche quelle scelte, delle volte anche scelte complicate, delle scelte che bisogna spiegare al cittadino, che non sono facilmente comprensibili, ma che sono per il bene della collettività. L'ho citato durante il mio discorso alla presenza del Presidente del Consiglio, un tema su tutti, sicuramente un tema su cui le scelte coraggiose bisogna farle, il tema della sanità. E su questo lo dico anche alla presenza di autorevoli ministri, che ringrazio veramente della presenza e della disponibilità che hanno dato per essere qui oggi e poter discutere con noi. Ma è il tema che anche questo ha occupato diverse pagine di giornali, dei poteri sostitutivi per quanto riguarda liste d'attesa. Io lo dico qui con chiarezza, le regioni non sono contrarie ai poteri sostitutivi a prescindere, ma chiediamo delle regole e quali sono i parametri per i quali quei poteri sostitutivi vengono attivati e per i quali non ci siano più poteri sostitutivi, perché ci siamo stati scottati. Qua c'è il Presidente Occhiuto che ne è un esempio. Dai poteri sostitutivi che sono diventati commissariamento per quanto riguarda il disavanzo sanitario, perché non hanno risolto il problema della sanità e non hanno permesso alle regioni di agire e hanno penalizzato 15 cittadini. Per questo chiediamo delle regole con veramente una proposta di collaborazione seria e costruttiva con il Governo. Dall'altro, si è sentito nel dibattito precedente,
dobbiamo anche mettere in campo le diverse competenze che in alcuni casi sono concorrenti per quanto riguarda la presenza sui mercati internazionali dei nostri prodotti. La ricerca Ipsos sottolinea come, per esempio, l'Italian Sounding, oltre i dazi ovviamente che potrebbero, e ci auguriamo si possa risolvere quel problema, ma l'Italian Sounding rappresenta un problema drammatico per il nostro sistema produttivo, per la qualità dei nostri prodotti e per la presenza nei mercati internazionali delle nostre imprese. Su questo dobbiamo lavorare, ovviamente non possiamo non farlo senza il protagonista, che è il governo ovviamente da questo punto di vista, ma le regioni vogliono dare il loro contributo insieme al territorio che rappresentano, alle imprese che in questo territorio si sviluppano. Vogliamo affrontare i temi, per esempio, c'è stato prima il vicepresidente Fitto, per quanto riguarda anche tutti i fondi europei, a partire dalla coesione. È stato affrontato prima il PNRR, che ha avuto dei problemi, non c'è dubbio. Siamo pienamente consapevoli che la coesione anche c'è qualcosa che si può migliorare, però abbiamo una consapevolezza che se si centralizzano le scelte e si centralizza la gestione, i risultati sono meno efficienti. Noi non vogliamo essere qualcosa di autoreferenziale, vogliamo lavorare all'interno di un sistema che è il sistema paese, ma portando quelle specificità e dando risposte a quelle specificità affinché il Paese possa crescere e avere delle risposte. L'abbiamo detto come Conferenza delle Regioni, lo diciamo all'interno del Comitato delle Regioni europeo e devo dire si trova una condivisione da parte di tutti i territori europei, l'abbiamo detto di fronte al vicepresidente Fitto. L'abbiamo detto, e anche qui uso parole di chiarezza, anche con la consapevolezza che una cosa è la visione di area vasta che una regione può garantire, altra cosa è la parcellizzazione dei fondi europei, come purtroppo è successo in alcuni casi anche nel PNRR, dove vengono totalmente bypassate le regioni e non c'è più una visione d'insieme di territorio, perché a quel punto sì, diventa una disgregazione delle risorse senza una possibilità programmatoria che possa riguardare il Paese e le varie aree del Paese. Poi abbiamo moltissime sfide, si è parlato oggi, cose che ovviamente non mi permetterei mai di pensare che noi possiamo dare delle soluzioni, né tantomeno io, ma sicuramente le tensioni internazionali condizionano e condizioneranno sempre di più il nostro sistema produttivo. E purtroppo ho un'altra consapevolezza, che incidere non possiamo, ma una fotografia possiamo farla. Le tensioni che oggi viviamo purtroppo non credo saranno le uniche da qui a venire. Noi dobbiamo avere questa consapevolezza. I grandi blocchi che oggi si stanno guardando e delle volte sfidando avranno delle ripercussioni in diverse aree del mondo, per cui magari anche il nostro mondo produttivo, le nostre imprese, il nostro lavoro ne pagherà le conseguenze. Io vengo da una città che ha uno dei principali porti italiani, che è il porto di Trieste, basti pensare cosa sta accadendo nel canale di Suez. E allora su questo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo diversificare come un'impresa. Un'impresa che ha clienti ed ha un unico cliente, se quel cliente va male l'impresa fallisce. Per questo anche l'importante lavoro che le regioni possono fare a livello internazionale per creare delle piattaforme dove le proprie imprese possano trovare sbocchi diversificati vuol dire fare, scusate una parola terribile, ma rendere resiliente il sistema economico del nostro Paese. Perché altrimenti rischiamo di pagare quelle conseguenze che abbiamo pagato, per esempio, sulla politica energetica, a cui abbiamo dovuto rincorrere per trovare una soluzione, siamo stati molto bravi a farlo, ma ci siamo trovati in una situazione emergenziale. E su questo le regioni vogliono mettersi a disposizione di un Paese, non di se stesse. Ognuno, sentivo prima il Presidente Bucci, con quelle specificità straordinarie che ha, dove può esportare dal pesto ai taralli, Emiliano non lo vedo, ma all'agroalimentare. Ma non siamo solo questo. Noi dobbiamo anche avere la forza di raccontare un Paese che non è soltanto una magnifica architettura, una magnifica cultura, siamo a Venezia, non possiamo non dirlo, una magnifica enogastronomia, ma un Paese che produce innovazione. Io andando nel mio piccolissimo e andando in giro negli Stati Uniti ed altro, purtroppo esiste una novella per la quale l'Italia fa solo quello. Invece noi abbiamo start-up che hanno capacità innovative ben più ampie e più forti di magari quei paesi che, almeno a livello di nomea generalizzata, sono molto più forti sul campo dell'innovazione. Noi abbiamo due seri problemi come sistema del Paese. Uno, la capacità di fondi.
Negli Stati Uniti, e come Europa, non soltanto come paese, negli Stati Uniti hanno una capacità di investire fondi enormi. Secondo, abbiamo un problema di carattere culturale nell'impresa, ovvero noi non teniamo in considerazione il rischio e il fallimento. Cosa che negli Stati Uniti è normale, chi fa impresa, chi fa start-up, è la normalità fallire, è l'eccezionalità avere il successo dell'impresa innovativa. Qui chi fallisce è fuori dal mondo produttivo ed è considerato non un imprenditore. Sbagliato. Capisco che è un cambio non soltanto culturale ma anche legislativo, devo dire, però dobbiamo avere la forza anche di proporre un modello che è in grado di rischiare sul suo futuro, ma soprattutto di puntare sul suo futuro e di credere nel suo futuro. Sono sfide a cui non diamo ovviamente risposte oggi, però sono sfide con cui le eccellenze delle regioni possono sicuramente dare un contributo fondamentale. Grazie mille e ci vediamo il prossimo anno a Firenze. Grazie. Grazie al Presidente Fedriga. Presidente, grazie al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Vi ricordo però che al piano di sopra c'è un lunch, non so se ci sarà il pesto, ma sicuramente è un lunch di benvenuto, insomma, per tutti voi, e grazie ancora, ci vediamo l'anno prossimo. Buona giornata a tutti, arrivederci.